Ci siamo, voi mi sentite già, probabilmente. Se ci sono dei ritorni fatemelo sapere. Il primo ritorno è questa qua. Ci siamo, voi mi sentite già. Ok. Credo che ci siamo, amore, amici bellini. Questo è il modo in cui partiamo, è una cosa straordinaria. Io sono leggermente emozionato. Se mi impappino, voi capirete, perché è la prima live con degli ospiti veramente, veramente di prestigio, e io senza indugio, anzi, prima, perché poi i miei moderatori mi cazzeano, prima di invitarli e ve li faccio vedere, io mando la notifica, perché l'ho già mandata, ma nel gruppo Telegram facciamo un recap che siamo live, perché tutto sta funzionando. Benissimo, siamo live. E quindi così, voi nel frattempo lasciate il like, perché più like lasciate e più i famosi... come si chiamano? I commentatori di Sky vengono licenziati, questo è tutto. Questa è la prima cosa. Insomma, allora, ve li butto dentro direttamente e ve li presento. Questo però, come diciamo a fare caldo, lo sapete, amore, eccetera, eccetera. Sono un po' selvaggio stasera, ma non ha importanza. Guardate chi c'è. Eccoli qua. Allora, buonasera. Buonasera. Ciao belli. Benissimo. Ma mi sono bloccato o sono vivo? Sono bloccato. Io ti vedo vivo. Anche io, confermo. Ah, va bene. Perfetto. Buonasera a tutti. Mi sono emozionato io allora a sto punto. a sto giro sì. Allora ragazzi, ovviamente il buon Neschio non ha bisogno di presentazioni, youtuber di fama internazionale, tifoso dell'Inter ma amante del calcio in generale, quindi possiamo fargli qualsiasi tipo di domanda. E prima di cominciare, da dove viene il nick Neschio? Se qualcuno non lo sapesse, sicuramente te l'hanno chiesto in tantissimi, sei sempre molto esagerato. Comunque viene praticamente un'edulcorazione di una parola dialettale, deriva da nisco. Vogliamo approfondire? Ma poi ti rubo troppo tempo, lasciamo stare. Vabbè, nel frattempo metto approfondisci, a me interessa. Ah, bravo Emilio, ci metti il carico da 90, bravo, grazie, bravissimo. No, nisco, che traduco, significa nudo, è una parola dialettale del mio paese, in Basilicata, significa nudo, perché praticamente quando ero piccolino stavo sempre nudo a casa, stavo sempre in slip perché soffro il caldo, e mio fratello mi chiamava Nisco, e poi è diventato Neschio, e ha avuto una metamorfosi, un significato di merda, però è il significato. Metti a nudo la Serie A con i tuoi commenti, diciamo la verità. Te l'ho pulita. Calza a pennello. Te l'ho pulita come un pallone sporco di Aronica verso Insigne. Aronica, sì, io ho delle reminiscenze. Dall'altra parte abbiamo Emi Scouting, Emilio, che ragazzi, Emilio Iacovelli, non Antonio come una volta. C'è stata una gag. È stata una gag perché lui mi invitò del podcast che lui gestisce, Melina Podcast, su Twitch. Poi metterò molti altri link nel frattempo in descrizione. Ho messo il link YouTube di Emilio e di Neschio e poi degli altri che interverranno dopo. Emilio, insomma, dalla Spagna, esattamente, match analyst e, aggiungiamo, osservatore per una squadra di Serie A di cui non possiamo fare il nome, ovviamente io non lo so, me ne vado per un'idea, ma non lo dico e non lo chiedete perché ovviamente non lo può dire. Allora, beh, il mio nick, ragazzi, qui c'è molta meno curiosità rispetto a quello di Neschio. Emilio Scouting è quello di cui mi occupo. Per ora sono curioso, per quale squadra tu credi che io possa lavorare? Tanto dirò di no, però per curiosità. Okay, benissimo. Io dico Udinese. Okay. Oh, lo sai che è la più gettonata insieme al Sassuolo? Sai perché? Perché vivo a Granada e molti credono che il Granada sia ancora dei Pozzo. Invece no, è cinese da 4 anni.
vedi subito fake news smentita. Fake news. Comunque grazie mille per l'invito, ragazzi, quindi a disposizione qualunque cosa riguardante tattica, scouting di giocatori. Attualmente sono, insomma, osservatore internazionale, mi occupo di giocatori, quello che volete. Meraviglia, e vediamo le magliette là. Quindi qua, ragazzi, faccio questa premessa, ovviamente vedo che già siamo un centinaio, lasciate il like. La premessa fondamentale di questa live è che non si parlerà di giurisprudenza, di diritto privato, di penali, perché ci sono state altre cose. Oggi ha parlato Grassani, ma noi non affrontiamo questa cosa qua perché io personalmente non ce la faccio più. Siamo a casa mia e voglio parlare di calcio con esperti di calcio. Siamo alla frutta. Che ne pensate? A me la frutta piace. A me sì. Piace. Benissimo, allora vedo un sacco di persone. Purtroppo mi dicono audio un po' loffio. Essendo meridionale ho capito cosa significa loffio. Pure io, sono pugliese. L'unica cosa è che, ahimè, come vi ho detto, qua non trovo l'impostazione, ripeto, nell'impostazione i setting mi dà solo video resolution e audio input. Non c'è se per il clicchi microfono. su audio input non ti esce la finestrella? Allora, ho messo Yeti Bravo! Mi sentite? Hai bisogno? Sì. Adesso però continuo a sentire da qua. A posto, benissimo. Dai. Ragazzi, io poi oltretutto perché mi voglio distinguere sempre. No, è perché io mi voglio distinguere sempre, sto usando Restream invece di StreamYard come tutte le persone sei normali. originale. Ma Emilio pure ne usa un altro diverso, quando andai in live con te. Noi usiamo l'altro, come si chiama? Whereby. Vedi, ci sono varie opzioni, io sto provando questa. Se non scoppia tutto a posto. Cominciamo, vedi, mi saluti il grande sportivo Neschio, ragazzi. Grande Pablo, che viene spesso da me, lo conosco, grande. Assolutamente Pablo. Sì, io ringrazio nel frattempo. Uno che saluta a me. Uno che sta... No, ma sicuramente mi sono sfuggiti, ma stanno arrivando. Saluto i miei moderatori Showtime, Marat e A613 che ci aiuteranno a non perderci le domande, le donazioni che voi farete, tutti i like, e c'è anche il Nightbot che ci aiuta. Ragazzi, noi piano piano. Prima di tutto vi devo fare una domanda. Voi, Neschio fa le live spesso, Emilio anche col podcast. È una domanda molto importante. Come fate a resistere 5-6 ore senza andare in bagno? Io vi vedo che voi non lasciate mai la postazione per andare a fare pipì. Come fate? Da questo punto di vista non sono sofferente, devo dire la verità. No, non so, ad oggi io non me la tira, però magari stasera ho problemi alla prostata, sicuramente. A posto. Emilio, tu hai questi problemi nemmeno? No, le mie live, a parte che sono molto più corte rispetto, insomma, alle maratone di Neschio, anche le tue, rispetto alle tue sono più corte. Però è vero anche che godo di una vescica abbastanza elastica. Esempio, concerto di Bruce Springsteen, Firenze 2012, 24 ore senza fare pipì. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia! Sia il concerto, sia Bruce Springsteen, sia concerto sotto la pioggia, quindi a contatto con l'acqua sapete che lo stimolo viene accentuato. Niente, io tranquillo. Ore della pioggia. Va bene, allora è un problema mio, dovrò mettere un catetere, ci organizzeremo. Allora ragazzi, la prima domanda, vedo già una domanda: possibile infortunio per Hakimi. Allora, questo mi porta alla prima domanda che avevo previsto, poi dopo lasceremo ovviamente spazio anche alle domande dei nostri subscriber. La mia prima domanda è: pausa per le nazionali di Facim, e dico questa parola che in parecchi capiscono. Io personalmente non le sopporto più, non mi divertono, non mi divertivano, e vabbè, perché in generale c'è meno tattica e più scelta di giocatori, e quindi il calcio non è sempre bellissimo in nazionale, vedi le individualità. Cosa ne pensate voi? Si poteva evitare questa, almeno in questa pausa, almeno le amichevoli, la Nation League in generale, ma almeno le amichevoli si potevano evitare? Partiamo da Neschio. Hai detto bene, why se vogliamo possiamo
diciamo, in qualche modo giustificare una competizione come la Nations League per una questione di diritti, delle solite cose. Ogni federazione poi ci vuole mangiare sopra, è ok, ma proprio le amichevoli. Oggi, se non sbaglio, si è infortunato Osimhen da voi per Eccolo un qua. amichevole. Eccolo. Per un amichevole, ma stiamo dando i numeri. Per me sono robe assurde, ecco, non va bene. E appunto oggi, se non sbaglio, Marotta è intervenuto e ha detto cose molto simili, cioè ha risposto un po' alle nostre perplessità, perché queste cose secondo me non possono andare bene, non sono giustificabili ad oggi. Poi Questa è sentiamo una- Emilio, magari Emilio c'ha la soluzione, lui che appunto... No, il fatto di Marotta è una delle poche volte in cui sia Marotta che De Laurentiis sono su fronte comune, almeno sotto questo punto di vista. E sentiamo il parere dalla Spagna di Emilio. Allora, io penso, da non tifoso, anche secondo me sono un po' fastidiose ste pausette, però capisco anche l'altra campana, perché comunque l'amichevole deve essere allenante, no? Uno prova gli schemi, ci si vede poco, bisogna giocare. Quindi qui prendo in prestito, sto per dire una frase che mi tormenterà per tutta la notte, un'idea che invece ha dato il buon colpo Gobbo, Antonello, in un suo video, dove faceva questa proposta, vedi a chi vengono le idee certe volte. Fare tutto il campionato, tutto di un colpo, finirlo magari, non lo so, ad aprile, a maggio, secondo il calendario, e poi fare da lì solo nazionali, un pre-europeo, tipo un precampionato, dove ci sono amichevoli, e poi partire dopo un mesetto con le nazionali, senza interrompere, insomma, il campionato, e per dare più continuità appunto alle nazionali stesse. Secondo me potrebbe essere un'idea. Non mi dispiace come idea, anche perché diventa anche il ruolo dell'allenatore della nazionale diventa anche più allenante, no? Meno selezionatore, e può pure lavorare un pochino sugli schemi. Esatto. Per esempio, Neschio, tu hai visto l'Italia, no? Oltre al fatto che ci sono stati tantissimi esordi, ne ha convocati una cifra anche per problemi di Covid, eccetera, eccetera. Ma quanto poi può lavorare Mancini, al di là del fatto che non fosse lui in panchina per questa partita, su una tattica, sugli schemi? Deve un po' affidarsi, no? Assolutamente sì. Quello che diceva Emilio mi piace, ci sta, però in quanto allenante e compagnia bella, ma nella partita di ieri dell'Italia, appunto, quanto c'è di allenante in realtà? Di quella partita sicuramente nessun giocatore sarà minimamente preso in considerazione dallo stesso mister. Una partita che si gioca contro un avversario veramente, lasciatemelo dire, mediocre. A questo punto facciamola tra noi e forse ne risulta un risultato migliore. Ecco, non voglio essere drastico, però ogni sfida, ogni partita deve avere almeno un senso. Magari sono andato fuori tema, che hai detto. No, va bene. Ci tenevo a rimarcare questo concetto. Poi io sono sempre troppo esagerato nelle mie disamine, però davvero vedi alcune partite che secondo me hanno adesso più che mai nessun senso, nessuna logica in realtà. Il 4-0, no? Finisce 4-0, io non sono nemmeno non mi ricordo nemmeno, ma non ha nemmeno valore. Ma voglio dire, sì, però la giustificano che per il ranking UEFA vale, è una partita che comunque ti permette di scalare un pochettino il ranking UEFA, ste robe qua, va bene, portiamoci in casa questo sul 4-0. Io l'ho vista alla fine del primo tempo, ho cambiato canale, anche questo è un po' colpa. Aspetta, però qui c'ho la giustifica del mio lavoro, che io arrivo saturato la sera, vedo tipo 5-6 partite al giorno, che una partita vuol dire pausa, torni indietro, riguarda la giocata, dura 2 ore una partita. E poi arrivi sul divano, la birretta, anche il popcorn, confesso, l'avevo preparato, sì. E dopo un po' ho detto, vabbè, per oggi basta. L'ho vista, quindi ho visto il primo tempo. Ragazzi, cosa dire? Anche tatticamente mi sembra superfluo dire che abbiamo giocato bene in determinati ruoli. Sono altre le partite da commentare. Sono d'accordo con Mario da questo punto di vista. Devono essere allenanti, il senso lo devono avere. L'unico punto debole è che facciamo poi l'Estonia, non la facciamo giocare con nessuno, perché però è vero, fai fatica insomma a trovare un senso, questo sì. Capisco i punti di vista, e sotto questo punto di vista del tuo lavoro
che io in una riflessione, insomma, io nasco musicista e faccio, dovrebbe essere il mio lavoro, anche se in periodi di Covid è difficile perché è tutto chiuso ed è uno dei lavori che sta soffrendo di più. Però dico sempre, a volte avrei preferito fare la musica per passione, così non devi scendere mai a compromessi, puoi suonare quello che vuoi. A volte a me mi tocca suonare canzoni che non mi piacciono perché mi pagano, devo anche cantare suonare è un conto, cantare canzoni che non ti piacciono. Faccio un inciso extra calcistico, la famosa Despacito, no? Che è un tormentone così. Visto che io sono italiano, nella band americana loro dicono il tuo accento io non parlo spagnolo, però dice che l'accento funziona, io leggo il testo e canto Despacito. Non mi piace, ma lo faccio. Nel caso tuo, mentre sono invidioso perché il match analyst deve essere un lavoro bellissimo, sono anche contento di poter scegliere le partite da guardare che mi piacciono oppure no. Invece nel caso tu a volte ti trovi anche a guardare partite magari che non Sì, no, è vero che la mia fortuna è quella di lavorare per un club di Serie A che magari certi profili, certe squadre le considera un po' meno, quindi magari io guardo gli allievi del Porto, del Benfica, del Granada, del Deportivo, comunque il livello rimane altuccio, è più divertente, lì mi salvo. Però è vero che insomma dopo un po' non mi lamento, non mi permetterei mai di lamentarmi del mio lavoro, però c'ha i suoi contro. Certo, come quando ti mandano file da osservare di giovani talenti. C'è una rubrica, ragazzi, nel canale di Emilio dove lui fa vedere i video che gli mandano dei giocatori, delle promesse, diciamo. Sono gli agenti sono gli agenti che mandano i video, e immagino che se ne vede di ogni, anche di giocatori che magari non valgono 2 lire, si capisce. Mi hanno proposto giocatori, come dico sempre, ultra quarantenni, con tutto il rispetto per gli ultra quarantenni. Non è il mio pane quotidiano. No, sarà la moda di Ibrahimovic al Milan, vedono che ancora alcuni giocatori funzionano, allora lanciamoci sull'usato sicuro. Questa mi rimanda a una... qua mi dicono, vedi che bevo troppo, ecco perché io poi devo andare a fare pipì, è perché io se ne scende la voce, bevo e devo fare i sorsetti come fanno i comici, perché i comici hanno questo problema, devono stare un'ora sul palco e va bene. Quindi mi introduci l'argomento Ibra, caro Neschio, e noi aspettavamo lo zoccolo duro, che però probabilmente la pennichella sta diventando pesante. Se diventa fase REM potrebbe non esserci, poi dopo più in là arriveranno il viola canadese, Otis e altri ospiti. Però comincerei ad affrontare l'argomento Milan, che credo che agli amici bellini del canale Caffè Napoli 1926 interessa particolarmente, perché sarà la partita del ritorno. Neschio, visto che lo zoccolo duro non c'è, cominciamo col dire che Milano è nerazzurra. No, sicuramente io... C'è la controparte, quindi possiamo dire quello che vogliamo. Sì, allora me la posso proprio godere in questo momento. Milano, l'Inter, solo l'Inter. C'è solo l'Inter. No, vabbè. Al momento stanno facendo un ottimo campionato, sti disgraziati qua. Vedremo se sarà solo un fuoco di paglia o meno, ma al momento il Milan sta facendo un'ottima cavalcata. Siamo sempre solo all'inizio, questo è bene ribadirlo. Esatto. Però la domanda su cui volevo soffermarmi è se è vero che l'Inter soffre quando magari manca un Lukaku, se la Juventus può soffrire se manca Ronaldo, c'è il rischio che il Milan sia Ibra dipendente? E questo è un argomento che più volte abbiamo già affrontato durante le mie live, e qua lo faccio di nuovo con piacere. Io credo che sì, il Milan ancora maggiormente forse dell'Inter e della Juventus stessa dipenda un po' dalle prestazioni di Ibra. Attenzione, tutte le squadre poi dipendono dalle giocate dei propri campioni, è sempre stato così e sempre lo sarà, per carità di Dio, però Ibra veramente è un giocatore che quasi quasi mi impressiona per quanto al Milan stia incidendo, sì, perché fa veramente troppo la differenza. È lo stato di forma anche.
Sì, è impressionante, però dall'altro lato però c'è anche un rovescio della medaglia che ogni volta voglio anche rimarcare. Però Cazzarola, ci rendiamo conto che a 39 anni c'è un giocatore che ancora in Serie A annichilisce i difensori appunto della Serie A? Cazzo, questo pure mi fa un po' riflettere, È un perché bel molti tema. difensori sono proprio annichiliti. È un bel tema e si può riflettere se la Serie A è mediocre o se Ibra è così straordinario. Prima di girare la domanda ad Emilio, io devo ringraziare Luca Delise, che questo non è un gol, questo è, cioè, ha vinto campionato, Champions, è tutto in una botta sola. non so cosa dire. Mamma mia, Mettici pure il trofeo Birra Moretti, va. Ha vinto il trofeo bello. probabilmente ha vinto anche il trofeo Berlusconi. Incredibile, Luca, non ho parole per ringraziarti. Serata che bombona, perché il ringraziamento va anche ai due amici che ci stanno onorando della loro presenza. Straordinario Luca Delise, e ho visto, non me la perdo, anche Francesco, il caffè al Caffè Napoli è sempre ben apprezzato, e il benvenuto a Emi Scouting e Neschio ovviamente su questo canale. Grazie mille. Grazie. Ragazzi, mamma mia, vabbè, io ho fatto, me ne vado. no, come? Assolutamente. Insisti. Assolutamente no, noi dobbiamo parlare. Emilio, quindi insomma, la riflessione che fa Neschio a 40, qua sulla soglia dei 40 anni, 39 anni su Ibra, quindi mi viene il dubbio, e spero non sia una cosa banale: è Ibra così devastante o la Serie A se ne è scesa di livello e quindi giocatori di questo livello fanno la differenza anche in età avanzata, secondo te? Bel dilemma, bella domanda, però mi espongo, come tendo a fare sempre. Innanzitutto un appello a Luca, il donatore di prima, cerca Emi Scouting, anche lì trovi il link per le donazioni, quando vuoi, H24. Però Ibrahimovic, allora è vero che sono anche un po' innamorato calcisticamente di Ibrahimovic, come quasi tutti, credo. Secondo me c'è tanta farina del suo sacco, nel senso che, insomma, tanto merito suo. Secondo me la Serie A non è così debole dal punto di vista soprattutto difensivo. Io ho anche la fortuna di guardare molta Spagna e molto Portogallo dal punto di vista calcistico, esatto. E qui ragazzi stanno un passetto indietro, lo dico senza problemi, perché insomma è così. Parli con allenatori spagnoli, è la guerra dal punto di vista difensivo. Con me, con un italiano, finisce dopo un minuto, cioè li ammutolisco proprio. Quindi sì, ogni tanto c'è la sbavatura, però c'è tanto Ibrahimovic. Una squadra che lo cerca spesso, una squadra che riesce a trovarlo sia rasoterra, sia con cross, insomma, in tante maniere. Poi lui è bravo, ragazzi, c'è un contorno adatto a lui, e lui che è un fenomeno, secondo me. E io aggiungo che ha cambiato anche i giocatori, tra virgolette, normali, stanno dando qualcosa in più nel Milan. Sì. È il leader, no? Sì, la forza è proprio quella che lui è riuscito a valorizzare anche i suoi compagni, perché il valore di Ibrahimovic, ripeto, non è che il mio discorso mirava a dire che no, fa tutta questa differenza perché gli altri sono scarsi, assolutamente no, e quello che ha detto Emilio è assolutamente sacrosanto. Se ci paragoniamo a Spagna, a Portogallo, noi siamo comunque avanti dal punto di vista difensivo. Però veramente è che io vedo un giocatore che fa proprio tanta differenza e ribadisco, valorizza anche i suoi compagni, perché poi è vero, un giocatore è importante, però si gioca sempre in 11 e il Milan anche negli altri 10 giocatori in campo ha fatto netti passi avanti. Poi la analizzeremo, la formazione tipo del Milan, per vedere di ipotizzarla e di cercare di immaginarci cosa dobbiamo aspettarci noi del Napoli. Nel frattempo, una notizia che arriva dagli amici Bellini: per Neschio pare che Brozovic, io dico sempre pare perché ovviamente positivo al Covid, dicono molto probabilmente trasmesso da Vidal, non so se è Vidal. Vida, c'è stato questo caso di Vida in nazionale, anche lì un altro casino. Ok, malissimo. Sì. Malissimo. Altro colpo delle nazionali. Ora, per quanto riguarda il Napoli, l'ultima notizia era positiva. Nella notizia negativa dell'infortunio di Osimhen pare non sia così grave, perché si parlava di una frattura al polso, invece
notizie successive parlavano di una lussazione alla spalla, quindi potrebbe recuperare in tempi più brevi. Non ho idea. Emilio, tu lussazione alla spalla sei esperto? So che la spalla è questa, sta qua, no? Ok, quindi può recuperare in tempi brevi e anche tinto, quindi la tintura potrà No, aiutare. non lo so, non sono un medico. Va benissimo. Vediamo un pochino una domanda al volo che prendo. Alfonso, buonasera Valerio, buonasera anche ai tuoi ospiti. Per Emilio, mi scuserai, ma non ricordo il nome del giocatore in questione, giovane difensore del Genk nazionale belga. Si dice che il Napoli lo segua. È che il Belgio non è zona di mia competenza. Sforiamo, E lì sforiamo. Su Spagna e Portogallo copro bene. Genk. Ma noi, infatti, la domanda che poi ti gireremo a te è più su Fabian Ruiz, che è un argomento che divide molto il popolo napoletano. Sì. Perché è un giocatore di indubbio livello, di ottima tecnica, però noi che stiamo a guardarlo veramente con la lente di ingrandimento, un passettino in più, un tocco in più solo col mancino, alle volte io per primo in live non lo posso negare, perché quando faccio le reazioni lo bestemmiamo qualsiasi chiamiamo il calendario e diciamo qualsiasi cosa di Fabian Ruiz, mentre in generale credo che in Europa sia un pezzo pregiato del futuro mercato. Tu che l'hai visto anche in Spagna, sì. Che opinione hai di Fabian Ruiz, il centrocampista? Allora, sicuramente positiva, è un giocatore che a me piace veramente tanto, un po' lezioso, questo sì, questo è vero, però si vede che ha i tempi di gioco giusti, che ha la visione di gioco giusta, più che i tempi di gioco forse in questo momento. È vero che a mercato qui in Spagna impazziscono per lui, ora non vado un po' a memoria, però l'ultima squadra interessata a lui, secondo voci di giornalisti o insomma chi che sia, l'ultima squadra interessata mi sembra fosse il Real Madrid, vado a memoria. Sì. Quindi ha un certo tipo di mercato. È vero che insomma deve migliorare magari la velocità, l'efficienza, la concretezza nelle giocate, lì sì, deve fare un passettino avanti, però secondo me insomma tanta roba. Io non gli perdonerei ancora qualche errore, non lo getterei in pasto al mercato, alle critiche così troppo velocemente. Neschio, un parere volante sul buon Fabio? Io stravedo per i giocatori che hanno anche il piede caldo, che hanno anche il tiro da fuori, e lui ha anche queste cose in dote. È un giocatore che c'è stato un periodo proprio per cui veramente impazzivo Fabian Ruiz, proprio per talento, vederlo anche nella nazionale under della Spagna. Gli va dato tempo, ecco, dato tempo, perché le qualità ci sono e non è un caso. Se ti cerchi Real Madrid, chi caspita ti deve cercare? Vuol dire vuol dire che sei ragazzi, fatemi introdurre in questa live meravigliosa il buon Gabe, lo dico all'americana. Buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao. Canadese. Ciao. Lo trovate cercando Viola Canadese, è una delle prime cose che esce, non dico su YouTube ma su Google in generale. E abbiamo lo stesso fuso orario, quindi se poi parlare di calcio ci troviamo. Un benvenuto a Gabe. Ti ringrazio, buonasera Valerio, buonasera Neschio e buonasera Emi Scouting, non ti conosco, molto piacere, è un onore. Piacere mio. Ti ringrazio Valerio per avermi come ospite. Assolutamente. Tu hai appena finito una live, ho visto c'era Otis, c'erano altri... Sì, è stata una bella live intensa, forse un po' troppi ospiti, io non sono ancora molto bravo a gestirla, appunto. Amore, io dico amore perché chiamo tutti amore in questo momento. Ho lo stesso problema tuo, io sto sperimentando, adesso per esempio siamo in 4, vedo che la connessione regge, se è così faccio uno screenshot di tutto quello che ho qua preparato e lo copio e incollo, poi se cade qualche cosa gli amici bellini capiranno. Vediamo subito Pablox, anche Pablox, Gabriele. Sì, grande Pablox. Posso fare i complimenti per il cappellino, Gabriele? Ragazzi, questo è in onore di Iachini, ragazzi. Bellissimo. Interessante, introduce un argomento che mi interessa, che mi fa... Insomma, io ho considerato la Fiorentina, quando ho fatto le previsioni di inizio campionato,
Io avevo azzardato, io invece di fare la classifica ho fatto il 4-2-3-1 del campionato del finale, quindi praticamente l'attaccante, la prima punta sarà quello che vince il campionato, i trequartisti sono quelli che vanno in Champions e poi le ali insomma i terzini che poi salgono e scendono, insomma così, possono salire e scendere a seconda. Avevo messo la Fiorentina tra le possibili sorprese per la rosa, con riserva perché Iachini non mi faceva impazzire e immagino che con una tattica un pochino più offensiva, poi può essere pure che non l'ho vista troppo la Fiorentina, quindi chiedo a te, Iachini è il difensivo che tutti dicono oppure c'è dell'altro? Ma Iachini non so se è difensivo o no, è un allenatore che è rimasto fermo agli anni 90, un allenatore che appunto è gioco, palla, lancio lungo all'attaccante, non si cerca mai di verticalizzare, ma si cerca solo di sfondare attraverso appunto passaggini laterali e non c'è gioco, praticamente si cerca di trovare appunto il gioco del singolo, come poteva essere Ribéry, come speravano fosse Caglion, come era Chiesa prima che andasse via. Non c'è una grande fantasia, un allenatore che va bene per quelle squadre che si vogliono salvare. Io infatti lo ringrazio, ne ho rispetto, perché l'anno scorso ci ha preso in una situazione veramente delicatissima e secondo me ha fatto un ottimo lavoro salvandoci, perché eravamo a penultimi a un certo punto, comunque eravamo penultimi a pari punti con altri, eravamo sopra 2 punti sopra la lotta salvezza, quindi comunque ci ha fatto bene con noi. Però quest'anno si doveva partire con un allenatore nuovo, con un progetto tecnico totalmente differente e Iachini quindi non è solo difensivo, ma è un allenatore limitato a livello tattico, secondo me, perché conosce 2 moduli, il 4-4-2 e il 3-5-2, finita lì appunto. E sei contento dell'arrivo di Prandelli? Una minestrina riscaldata, una ribollita diremmo in Toscana, però sicuramente a livello tecnico-tattico può dare di più rispetto a Iachini, però da dire che è meglio di Iachini a dire essere contento ce ne passa. Diciamo, sono curioso ma non contento ancora. Giriamo la domanda a Emilio. Prego. Iachini, insomma, io sono d'accordo con quello che ha detto Gabe, sì, nell'essere limitato. Su Prandelli anche io ho dei dubbietti, ma solo perché il calcio sta cambiando in maniera vertiginosa nel passaggio, nel giro di mesi. Io vedo che gli allenatori devono adattarsi, l'abbiamo visto con Gattuso, e trovare nuove idee. Prandelli, essendo mancato per un po' di tempo, sarà in grado di mettersi al passo, secondo te? Difficile, è un lavoro particolare dove la stessa formazione, no, propone aggiornamenti continui, quindi è veramente un mondo lavorativo dinamico. E la tua domanda calza a pennello, perché anche secondo me potrebbe essere un po' arrugginito. Io il 3-5-2 che ha adottato spesso la Fiorentina ultimamente, secondo me Prandelli lo riproporrà all'inizio, soprattutto questo sistema di gioco. Poi magari piano piano proverà ad inserire qualche sua idea, però una bella incognita. Vai a capire là cosa succede. Secondo me, insomma, gli amici fiorentini, insomma, dovranno avere un po' di pazienza. Secondo me. Sì, sono d'accordo con te. Scusami se mi intrometto, ma sono molto d'accordo con quello che ha detto Emi Scouting, e gli volevo fare anche complimenti per la maglia del Boca Junior di De Rossi che ha dietro lui, perché io sono appassionato di calcio argentino. C'è anche quella della Fiorentina, eh? Dove dici però sta qua. Non avevo visto il colore, non vedo i colori bene, non vedo. Ma il giocatore inventato di Football Manager, una storia vecchia, troppo lunga. Non mi sembrava Viola, chiedo scusa appunto. Meraviglioso. Neschio, un parere sulla Viola, secondo te farà meglio con Prandelli o... Ma in realtà è anche un po' difficile fare peggio per il valore della squadra che ha la Viola, perché io la Viola lo considero una squadra da ottavo, e se le cose girano, perché no, poteva anche provare a lottare per il settimo, perché a me ci sono dei giocatori che mi fanno impazzire, tipo Amrabat, poi vabbè, prima parlavamo di Ibra, ma anche Ribéry è un altro che ancora fa la differenza. Se trova la giusta quadra, a un certo Quamè che sembra uscito dai radar, ma Quamè a me piaceva tantissimo al Genoa. C'è Castrovilli, cioè giocatori di talento ci sono. Bisogna trovare il direttore d'orchestra. Speriamo che Prandelli si dimostri valevole. Umanamente mi piaceva tantissimo e quindi gli auguro il meglio. E trovandoci a parlare di allenatori, visto che c'era
e qualcuno lo sta anche scrivendo, perché qualcuno dice il buon Pablox, che adesso mi esce anche da questa parte, c'ho milioni di finestre aperte, un macello. Si parlava per un periodo, si è parlato di Sarri alla Fiorentina, e chiedo anche a Gabe, specialmente a Gabe, Sarri insomma nel momento in cui viene lasciato andare dalla Juventus, io l'avevo addirittura pensato all'Inter, perché in quei stessi giorni Conte faceva dichiarazioni straordinarie, incredibili in TV, e quindi ho detto Sarri va all'Inter è la fine, risolvono, vincono tutte le partite, perché secondo me Sarri, al di là poi dell'antipatia per motivi diversi, resta allenatore fenomenale secondo me. E quindi ti sarebbe piaciuto più un Sarri, viste anche insomma stupidamente l'accento, perché lui nasce a Bagnoli vicino Napoli e dice napoletano, però parla con accento toscano, quindi avrei immaginato, visto che si è sconfessato tutto nella sua vita, di venire a Firenze e dire, sono comunque sempre stato tifoso fiorentino, questa è la mia lingua e la mia gente. Sento del leggero juventinismo, anti-juventinismo, qui oppure leggero, però fammi aggiungere che io avevo invitato Colpo Gobbo e lui mi ha ringraziato per l'invito, però aveva preso un impegno precedentemente, è solo per questo che non ce l'abbiamo. Però così. Non so perché ti fai scouting, quindi nessuna squadra. Lui non tifa, lui è il nostro neutrale, però con Coppo Gobbo collaborano per il podcast, quindi lui può permettere. Simpatizzavo Samp, però non vuol dire niente simpatizzare. Io sono tifoso fiorentino, perché ovviamente è nato a Firenze, anche se vivo in Canada, ma tifo anche l'Everton e il Newcastle United in Inghilterra, per esempio. Vedi? Poi due squadre che non, insomma, che hanno storia, che però ultimamente non vincono. A Liverpool c'è solo l'Everton, ragazzi. Comunque, tornando a Sarri, a me sarebbe piaciuto da morire, ma non tanto. Prima di tutto non viene a stagione in corso in una squadra come la Fiorentina, perché non abbiamo il materiale tecnico e umano da poter fornire a lui, quindi credo non sia interessato. Magari a inizio anno, anche se secondo me tuttora con la proprietà che abbiamo, che è molto americana, quindi molte parole e pochi fatti, secondo me appunto non viene. Io vedo più plausibile uno Juric o un De Zerbi, di cui già sarei contento, ecco, sinceramente. E comunque avanza, diciamo il nuovo, un allenatore più sul nuovo, anche magari se fa bene anche un italiano dallo Spezia, vedrei bene alla Fiorentina. Comunque fa giocare lo Spezia molto bene, infatti ha messo in difficoltà molte squadre, compreso noi anche, per esempio. Su Sarri sì, è fantacalcio, secondo me mi piacerebbe da morire, però ragazzi, Sarri che è tifoso sia del Napoli che della Fiorentina sarebbe un po' un capopopolo alla Fiorentina, e forse farebbe anche mercato per conto suo, stile manager britannico, manager inglese, capito? Anche se Sarri a noi diceva sempre io mi alleno quelli che mi danno, non ci parlo, però quando va poi al Chelsea è evidente che ha chiesto datemi Jorginho, altrimenti qua lo faccio il Sarri Ball. Ma come si dice, si possono dire le parolacce in questo? Non lo sì, so, sì. Come si dice, sono un po' tutti finocchi col culo degli altri, diciamo. Si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. Cerca un po' di moderarti, però. Sinceramente, io chiedo scusa a Valerio, chiedo scusa a tutti, ragazzi. Non ti preoccupare, veramente qua siamo al bar, quindi ci può stare. Ci dicono il microfono, sei vicino, lontano? No, sono vicino, sono con l'iPad. Se volete, ragazzi, mi disconnetto, passo al computer che posso connettere il microfono, appunto, perché se puoi, perché è leggermente, ti sentiamo, però è leggermente più basso rispetto agli altri. Ok, allora mi disconnetto e torno tra poco, va bene? Come si disconnette qui che non conosco questo programma? Ti caccio io. Vai, cacciami te, perfetto. Dopo le parolacce mi cacci, perfetto. Tra l'altro devi cacciare anche me. Non so se sapete, qui in Spagna la vita è molto più tarda non è il termine adatto, però mi piace. E i programmi iniziano tipo alle 11, si cena alle 10:30. Io, a parte tutto ciò, sono anche papi, devo far mangiare il mio pargolo. Hai capito? Va benissimo. Allora ti chiedo anche a te, visto che stavamo nella domanda su Sarri, se lo ritenevi una soluzione per la Fiorentina, o se lo vedi in una panchina a breve, o se ha finito.
Oh, alla Fiorentina, sai che non ci avevo pensato, avevo poco mentalizzato la situazione, però non mi dispiacerebbe, non sono così sicuro che andrà sicuramente a far bene a Firenze, però perché no? Una bella sfida, una piazza un po' più, oddio, tranquilla, sì, rispetto magari a quella juventina con la napoletana, Firenze forse un gradino sotto, a livello di tranquillità, non troppo, sì. Tanta curiosità, sicuramente. Allora ragazzi, io ringrazio Emiliano per la disponibilità e per averci onorato. Andate a seguire Emi Scouting un po' dappertutto, Instagram, YouTube, tutti i canali possibili e immaginabili, c'è anche il sito ufficiale emiscouting.com. Lo rifaremo, lo riavremo e l'applauso degli amici bellini per te. Vabbè, innanzitutto ringrazio te per l'invito, spero tu mi possa reinvitare presto, sempre senza colpo gobbo. Poverino, meno male che siamo amici, se no. ringrazio la tua chat, ringrazio anche Mario, uno dei miei, lo dico sempre, ho iniziato a seguire YouTube con lui, Colpo Gobbo e Peppone, Cuore Azzurro. Prima che ti caccio, perché ti devo cacciare fisicamente, ti hanno fatto un paragone con Higuain, cioè adesso Higuain fa gli scout, cioè come non posso dare torto, somiglia. Dai. Me l'hanno in forma, però. Me l'hanno detto un paio di volte, però ragazzi mi hanno paragonato a volte anche a degli uomini biondi, quindi alle somiglianze ci credo poco. E il periodo della barba, anche quello aiuta molto le somiglianze. Anche. Grazie mille Emilio. Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Ciao bello. Nesco, siamo in 2, ma poi tornerà Gabe e quindi tutto a posto. Anche tu, in qualsiasi momento devi andare via, non ti fare problemi. No, tranquillo. Gli amici bellini che ringraziano giustamente. E anche a te giro la domanda, visto che avevo fatto un video scoop, e se va Sarri all'Inter, cosa ne avresti pensato nel momento in cui il buon Conte fa quelle dichiarazioni l'anno scorso? Ti piaceva l'idea? Guarda, io devo essere sincero, sono un po' alla Conte, nel senso che io ho una visione e porto avanti quella, però cioè, sono integralista, ma non come lui alla follia. Quindi ho sempre pensato, anche nonostante poi i casini, quello che è stato detto e comunque la spaccatura che c'è stata, ho pensato sempre che per il bene dell'Inter fosse ottimale continuare con il proprio allenatore, fosse importante dare una continuità appunto con Conte dopo un anno, sai, dove hai lavorato, hai trovato uno schema, hai cercato appunto una quadra che in realtà l'Inter secondo me l'anno scorso aveva trovato, perché poi alla fine ricordiamoci che l'anno scorso non è che sono stati pessimi, siamo arrivati lì. Siamo arrivati lì, secondi, e siamo arrivati in finale di Europa League, per cui abbiamo subito pochissimi gol. E allora dici perché? Vedendo la Juventus la principale antagonista, poi per carità possono uscire fuori il Napoli, che è sempre una squadra temibilissima, che negli ultimi anni abbiamo visto, è l'unica, forse l'unica, veramente il Napoli negli ultimi anni è l'unica che se l'è giocata una volta lo scudetto, neanche la Roma se vogliamo, quello che ci è andato più vicino è stato proprio il Napoli. Però diciamo che vedendo appunto il cambio, la rivoluzione in casa Juve, ho detto, se noi continuiamo con Conte dopo già un anno di lavoro, secondo me può essere l'anno buono. Manco per niente. Qua si è resettato tutto, prendiamo una valanga di gol, non si capisce niente, facciamo passo indietro. Quindi col senno del poi ti dico che forse un cambio sarebbe stato positivo, sempre nel momento in cui Conte si dimetta, perché se non si dimette non è che puoi andare a pagare 12 milioni l'anno a questo qua, perché c'è il problema del ingaggio, e ricordiamo, voi state ancora pagando Spalletti o sbaglio? Questo è l'ultimo anno, sì, ancora ci abbiamo anche Lucianone, quindi è assurdo, quindi. Nel frattempo, se mi vedevate che abbassavo la testa è perché stavo invitando il buon Otis, che ci aveva visto, e ho visto che possiamo invitarlo al volo prima che si fa troppo tardi. Sono cose così. Nel frattempo ringrazio l'amico Fabio Cafab. Stasera i caffè, visto che c'è Neschio, passano a 2, quindi il caffè praticamente sospeso.
alla grande, e mi dicono i moderatori che c'è stata anche una donazione via quell'altra cosa che leggete qua sopra, che io non dico perché ho paura, lo dico proprio chiaramente, perché sto avendo, non so tu Neschio, ma sto avendo dei problemi assurdi con anche con le super chat che non vengono registrate, queste che vedete così, che io metto subito, alle volte facevo lo screenshot, c'è un amico che dona costantemente, non registrano la super chat e quindi non mi risultano, però a lui i soldi gli scalano, quindi non so se tu hai avuto mai di questi problemi. Ma sai che io ingenuamente, e adesso più che mai mi reputo un ingenuo, non sto lì neanche troppo a controllare, invece come dici tu giustamente bisogna farlo Perché... sai, perché mi rendo conto, quando poi si accavallano, tu come fai 5 ore di live a recuperare, a segnartele alle cose? Sì, esattamente. Se YouTube però... ti mantiene la conta come dovrebbe mantenerla, e fammi ringraziare a questo punto il buon Vincenzo Papa, che lo devo fare così perché sennò andiamo in difficoltà. Grazie mille Vincenzo, perché andiamo in difficoltà, lo so. Questa è una cosa un po' casareccia, ma va bene così. Rientra in... Eccoci, buonasera. Con una grandissima voce. Mi sentite meglio adesso col microfono? Perché io nasco come podcast, quindi microfono professionale, cuffie, quindi podcast. Che meraviglia, bravo, così si fa. Così pure si fa. A me, scusami Vale, se mi dai un secondo, io mo facciamo tutti questi problemi tecnici, io passerei tramite Google Chrome, perché ho visto che con Safari qua mi appare una scritta arancione. Sì, di Safari e anche di Mozilla per quanto riguarda Restream. Sì, arrivo subito, un secondo. Ma senti Valerio, posso farti una domanda, visto che siamo un attimo in pausa, a quanto pare, visto lui rientra. Ma come che questo programma che stai usando te, Studio Stream, Restream, come si chiama? Ma è meglio di StreamYard, perché io ho usato StreamYard per ora. Io ho fatto un pochino di esperimenti con gli amici abbonati, che li ho buttati tutti in mezzo, e abbiamo fatto un pochino di esperimenti. Restream mi piace perché dà la possibilità, anche con la versione free, di fare i multi, cioè posso lanciare la live sia su Facebook che su YouTube, e in teoria anche su Twitch, canali che ancora non ho settato. Però volevo provare questa cosa qua, se reggeva. Oltretutto, a me, come vedi, la grafica, le cose, quindi cerco di organizzare un po' di cose, e pare che stia... Cos'è, un green screen quello che hai? Sì, guarda, il green screen finisce qua. Bellissimo, bellissimo. Hai fatto un lavorone lì, hai fatto un lavoro veramente un lavorone. Ma tanto io e te io ti ho conosciuto tramite altre live, quindi come si dice, mi fa piacere di conoscere qualcun altro che è sul mio stesso fuso orario, ecco, diciamo. Sì, io sono a Toronto, te sei a New York, quindi non siamo nemmeno così lontani. Io in 8 ore di autobus ci sono in 7 ore e mezzo di macchina, diciamo. Io nel momento in cui il Covid ci lascia un pochino di tregua, io un viaggio lo devo fare, perché non ce la faccio più. Sì, anche io. Fammi ringraziare al volo Levitan Artemius Blow, che non sbaglia mai, non sbaglia mai, nel senso, veramente non ci fa mai mancare il suo supporto. Grazie mille. E sempre sull'altra piattaforma l'amico Emilio Fiorenza, che è anche abbonato. Lo faccio vedere così. Grazie mille, amico mio. Non avete idea di quanto questo aiuta in questo periodo in cui di lavoro non ce n'è. Ma andiamo avanti. Rivedo Neschio, lo ributtiamo nella mischia. Perfetto, mi sentite bene? Sì. Sei bello tosto di nuovo. Ti vedo un po' pixelato, però ti sento bene. Ma adesso si aggiusta sicuramente. Sì, sei già aggiustato. Perfetto. Allora, arriva la telefonata. Allora, ragazzi, nel momento in cui... ancora, Marco Bianco. Mamma mia, dai. Complimenti. Secondo me è il cappellino di Gabe, lasciamelo dire. No, ma io ho una collezione, ti dico, una collezione di quasi, tra Italia e Canada, una collezione di quasi 200 cappelli, perché a me piacciono questi cappelli new era, quelli all'americana, capito? Quelli a visiera piatta, appunto. Sì. Quindi finalmente la Fiorentina ha fatto uscire un cappello serio, invece di solito cappellini da bambino stupido, capito? Quindi, a parte anche questi sono un po' da bambino stupido, però leggermente meno, è più lo stile che piace a me, quindi ho preso e mi sono fiondato a comprarlo, diciamo, ecco. Viola,
ti giro subito, Gabe, ti giro subito questa domanda che viene da Marco Bianco. Cosa ne pensi di Kwame? È stato penalizzato dal modulo di Iachini. Nel momento in cui tu finisci la tua risposta, giro la stessa domanda a Neschio, perché poi dovrò aprire la porta, perché gli ospiti non sono solo virtuali, ma anche multimediali reali. Vai, Gabe. Allora, secondo me Kwame è un ottimo giocatore, poi ha avuto il problema dell'infortunio, quindi ci sta mettendo di più a ritornare quel Kwame che avevamo visto al Genoa anche con la coppia con Piontek, che hanno fatto molto bene, sinceramente. Secondo me è un giocatore che ha grandissime potenzialità, molto molto forte potenzialmente, appunto dicevo, però non è stato solo penalizzato al modulo di Iachini, che un po' è vero, ma è stato proprio penalizzato dall'ambiente fiorentina. Ragazzi, in questo momento siamo una squadra purtroppo di medio-bassa classifica, perché abbiamo una situazione societaria ridicola, siamo una barzelletta con una dirigenza che dice di non avere o che comunque sembra non avere pieni poteri, perché il calabrese lì, l'americano commisso, gli piace fare lui tutte le decisioni tipo padre padrone. Quindi questa situazione di incertezza fa rendere tutti, non solo come tutti i giocatori, molto molto peggio. Abbiamo i giocatori che invece di evolvere fanno un'involuzione, cioè non è solo Kwame, ma avete visto Vlahovic, è totalmente diverso dal Vlahovic che avevamo imparato a conoscere. Ribéry non sembra lui, sembra cammina spaesato perché è fuori ruolo. Quindi colpa di Iachini, ma anche colpa di una situazione societaria a livello non di soldi, ma a livello, diciamo, tecnico, societaria, molto ridicola, secondo me. Io sono della Valliano, lo dico subito. Della Valliano, esatto. Sì. Allora ragazzi, noi distruggiamo un attimo questo green screen perfetto, perché vi devo far capire perché io a un certo punto sparisco. Il buon Tony Epoli, eccolo qua. Buonasera, bello. Ragazzi. Buonasera. Lui è più di un amico bellino, lui è un amore bellino. Tutto a posto? Tutto a posto. Facciamo i fatti nostri qua a casa, ma va bene così. Vai ad aggiustare la batteria, che domani lui ha una serata, beato lui. E lui è il mio batterista, dovete capire. Te è vero, suoni, sei un bassista, Esattamente. Io ero chitarrista anni fa. Ma qualcosa poi nel finale non ce la puoi far sentire? Io guarda, mi piace. Sì, no, perché no? Sì. Allora, mettiamo qualche like, ragazzi, a un tot di Vedi like. come è bello Neschio che si ricorda come si fanno le live. Esattamente, non ho chiesto i like. Mettete i like. Vero, ragazzi, e chi non mette like, ragazzi, come direbbe Asso, poi arriva Sporzio, quindi mettete like, se no ragazzi, datevi una grattata, perché Asso ce le può mandare da tutte le parti. Quindi sì, a 200 ci fa sentire il basso, dai, almeno a 200 il basso. Sì. Alla grandissima. Comunque su Kwame volevo giusto anch'io per togliermi una curiosità, la giro a Gabe, che lui giustamente li vede in primo piano i giocatori, ma non è che anche perché magari lo impiegava tipo come punta, mi sembrava che fosse lui il terminale offensivo. Sì, invece è fuori ruolo, è vero, sono d'accordo con te, sono d'accordo. Perché secondo me Kwame, io mi ricordo un giocatore che impressionante. È una seconda punta lui, però non è una prima punta, assolutamente. Esatto, invece mi sembra che più volte è stato impiegato come terminale. Esatto. E non dà profondità, perché il suo ruolo è più una seconda punta o un esterno d'attacco su un 4-3-3, diciamo i tre d'attacco, lui può fare l'esterno sinistro, l'ha fatto a volte al Genoa, quando giocavano a tre, se non ha fatto la seconda punta che svaria e gira intorno alla prima punta, è vero, sono d'accordo con te. No, infatti io lo chiedevo più a te, perché comunque io ho ricordi positivi di quel giocatore, adesso invece sembra quasi un oggetto misterioso. È vero, ma speriamo con Prandelli si riprenda. Secondo me ci sono le potenzialità, c'è la possibilità, anche se Prandelli non era la mia prima scelta, però vediamo appunto. Viola, visto che ci siamo e visto che qua la maggior parte sono tifosi del Napoli, Callecon, moltissimi insomma hanno questa nostalgia di Callecon. Io sto cercando di dire, ragazzi, sì, ma noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo sfruttare Lozano, abbiamo preso Politano, e quando dico Politano guardo anche Neschio, perché Politano, ragazzi, ha qualità. Io sono stato il primo ad averlo un pochino, fa sempre la stessa cosa, però c'ha il piede caldo. È bel giocatore Politano, ragazzi. Però c'è sempre un pochino, mo il baffetto, se io non avessi questo sarebbe il nuovo baffetto di Callecon, che da voi si è tagliato
Sì. Era troppo hipster per Firenze quel baffetto, secondo me. Che ne pensi? Credi che possa ancora far bene o temi che sia a fine carriera? Cioè, fine carriera, la famosa parabola discendente. Allora, io premetto che a me Callejon piace veramente tanto come giocatore, penso che sia inutile a Firenze, no inutile, diciamo per il modulo e diciamo per il progetto tecnico che c'era, se poi c'era, per il 3-5-2 appunto un giocatore inutile perché non può giocare sulla fascia e non può giocare come esterno a tutto campo perché non è il suo ruolo, è un attaccante. Quindi a me il giocatore piace, il problema è che secondo me a Firenze si vive un po' troppo adesso di figurinite, ovvero, e qua cito un mio collega Viola, Alessandro Catto, appunto si tende troppo a comprare la figurina magari per placare la piazza lì per lì, però poi a livello tecnico non rende così tanto. Io quindi credo che sì, Callejon è un bel giocatore, però lo voglio vedere in un ruolo suo, in un modulo suo. Infatti ho speranza che Prandelli usi il 4-2-3-1 così che possiamo vedere Callejon nel suo vero ruolo, appunto. Sì, perché Callejon, mi accodo a questa cosa qua, ha le capacità tecnico-tattiche anche di coprire, era una delle cose, delle sue caratteristiche migliori, però se gli fai fare tutta la fascia nel 3-5-2 e quindi è a tutti gli effetti un terzino, gli levi anche la sua arma migliore che è quella dell'inserimento. Io dico sempre i famosi passetti da top player, magari non ha più la finalizzazione da top player, ma la capacità di stare sul filo del fuorigioco. Callejon penso sia uno dei migliori al mondo. Posso rispondere qualcuno dice lì Prandelli gioca col 4-3-3, no, Prandelli ha sempre giocato in Fiorentina almeno col 4-1-4-1 col 4-2-3-1, mai usato il 4-3-3 a Firenze, quindi non so che Prandelli hai visto, ma il modulo di Prandelli nei primi anni era il 4-1-4-1 e poi passò a un più offensivo 4-2-3-1, che appunto sono due varianti differenti dello stesso modulo poi. Allora, fammi rispondere, esatto, questo poi volevo dire, fammi rispondere a chi diceva di Otis, ragazzi, l'ho invitato, gli ho mandato... Era da me prima, quindi... sì. È in chat, ho visto che è in chat. È in chat, esatto, perché ho visto che mi aveva scritto su Instagram, seguo un po' la live, è arrivata, ok, sono fatti suoi che non voglio far sapere, è stato lungo, ok, quindi gli è arrivato, mi ha messo il pollicione, gli è arrivato il link, appena può rientrerà. Grande conoscitore di calcio Otis, sinceramente. Dicevi? Grande conoscitore di calcio Otis, è stato sempre stato preparatissimo, anche prima è stato uno dei più preparati, tutti bravissimi, ma lui è eccezionale a quel livello, appunto. Io infatti lo avevo contattato, purtroppo lui non vide in tempo il messaggio, lo avevo contattato per fare un approfondimento tattico prima di Napoli-Atalanta, lo rifaremo sicuramente per Atalanta-Napoli, sicuramente. Attenzione, qua c'è una domanda un po' così, ma Cutrone torna in Inghilterra a gennaio, secondo me. Ecco. Secondo me, non ho certezze su questo. Non lo so, e questa è una delle domande che si faceva anche per Napoli quando non era chiaro chi fosse il vero attaccante su cui il Napoli potesse puntare, si parlava di Cutrone. Io ho sempre detto, ma un vice Mertens potrebbe essere Caputo. Neschio, Caputo. Ciccio Caputo. È un buon attaccante, Ciccio Caputo è un buon attaccante, però sai, poi alla fine vanno visto sempre i contesti, i vari contesti, i giocatori dove si trovano. Voi avete Petagna, non pensate, lo stesso Petagna secondo me viene più volte snobbato, ma non è così malaccio. Io onestamente mi terrei Petagnone, attenzione Petagnone, perché comunque non è mica male, ma poi avete pure Milik. Sulla questione Milik tu mi è già gobbo ragazzi, secondo me vedi, non lo so no, non lo prende più lo piglia, secondo me lo prende appunto quando si svincola. Ora da gennaio in poi lui può trattare con qualsiasi squadra perché il suo contratto scade a giugno 2021. Secondo me la Juve ci sta facendo un bel pensierino, secondo me, ma anche l'Inter avevo letto sinceramente, però per me la Juve è più avanti in questo momento. Le ultime notizie volevano un Inter in pole position come vice Lukaku. Ma secondo te lui va a fare il vice? Ma dove va? Ma la Juve che va a fare il titolare? Secondo me è più forte di Morata, non me ne voglia colpo gobbo, ma secondo me Milik è più forte di Morata.
molto più forte di Morata, è più completo, può fare sia l'uomo d'area di rigore ma anche sa tirare le punizioni, può fare anche la seconda punta. Secondo me è un bel giocatore, secondo me. Si rompe spesso fisicamente, non è integro, però vedo Neschio leggermente dissentire. A me piaceva pure lo stesso Milik, molte volte anzi gli davano troppo facilmente addosso. Ricordiamoci che questo ha avuto due infortuni incredibili, esatto. e si è sempre rialzato, per carità di Dio, però a volte è anche un po' troppo lentino. Cioè il Morata che sto vedendo in queste prime giornate va a 20.000 all'ora rispetto a un altro passo, e poi bisogna vedere a lunga durata. Ma quanto è discontinuo anche Morata, cioè io Morata sono d'accordo con te che lo sta facendo benissimo, e sono stato uno dei quasi a dare ragione a Colpo Gopo qualche settimana fa, che lui disse addirittura è il migliore. Non è il migliore, però sta giocando molto bene, nella top 5 ora. Però, cioè ragazzi, Milik è uno che può fare parte da solo, secondo me, quando si impegna, perché è un po' indolente secondo me, però a livello fisico io vorrei più Milik che Morata, sinceramente. Allora io ti dico, vedo in sottofondo il purpo, il famoso della questione del purpo, perché purtroppo a Napoli io ho credetemi, ora io gli ho dato addosso negli ultimi tempi, ma l'ho difeso finché i numeri parlavano per lui, perché comunque rispetto alle partite, ai minuti giocati, aveva una media gol non male. E capisco quello che dici, Gabe, quando parli di attaccante completo, perché ha il tiro, ha un grandissimo sinistro, ha la fisicità, potrebbe quindi avere anche il colpo di testa. Purtroppo è entrato in gioco, almeno nel Napoli, una questione mentale. Abbiamo proprio notato un mancato impegno che poi porta con Gattuso. Tu l'abbiamo visto, lui fa fuori Gulam, Mario Rui li manda in tribuna, prende Lozano per la maglietta, lo lascia a casa. Allan, se non ti impegni con Gattuso non giochi neanche un minuto, anche se sei stato pagato 40 milioni come Lozano. Quindi purtroppo a Napoli Milik caso chiuso. Poi sono d'accordo che in un altro contesto dove magari gli si dà fiducia, ed ecco che capisco le perplessità, andrebbe a fare il secondo di Lukaku, o comunque il secondo nella Juve, perché è complicato immaginare che la Juve lanci Milik come prima punta su cui puntare proprio come attaccante. Ma la gente pensava lo stesso di Morata, che fosse un acquisto ridicolo, che non potesse appunto fare bene. Poi ha dimostrato il contrario. Cioè, secondo me, come l'ha dimostrato Morata, lo può dimostrare Milik. Secondo me Milik è più completo di Morata. Poi magari sbaglio io, sinceramente, magari sbaglio io, sì. No, ma figurati, sono opinioni. Il calcio abbiamo assodato, sbagli tu, punto. Ci sta. Ti dicono Milik, Gabbiadini con una media gol alta, ma non è cattivo sotto porta, al di là del mancato impegno dell'anno scorso. Io aggiungo, per chiudere su Milik, un giocatore così alto mi aspetterei più gol di testa, e quindi lì che noi ci notiamo un mancato attacco alla palla, un mancato impegno, cosa che invece stiamo vedendo con Osimhen, che può sbagliare il colpo di testa ma la attacca la palla. Che giocatore Osimhen, ragazzi, secondo me è forte, ragazzi. Se azzecca anche un po' di più la mira, ragazzi, questo è un fenomeno, perché lotta su ogni pallone, porta via due difensori, apre spazi per Lozano o per Mertens o per Insigne, a seconda di chi c'è. Un giocatore che gioca per la squadra, è veramente veramente un grande acquisto. Neschio, un parere su Osimhen? E poi rincarna Gattuso fuori da lui, il Gattuso in campo praticamente, per abnegazione, per lotta, per coraggio, non si risparmia. Sì, da un punto di vista comportamentale, del temperamento, 10 e lode. Come diceva Gabe, per fare il salto di qualità totale deve fare gol, deve fare più gol, quando li farà diventa proprio un big. Oggi in gol con la nazionale ho guardato un pochino gli highlight, me li hanno mandati su. Sei infortunato, ho visto poi. Sì, si parlava del polso, di frattura al polso, poi si è parlato, notizie successive, di lussazione alla spalla, quindi non dovrebbe essere grave, speriamo. Perché era uscito in barella ieri, dicevano, a quanto pare. Sì,
Sì, ieri nel senso la notte, vabbè, poi noi gli orari è un macello. Sì. Domanda per tutti, vediamo un pochino come giocatori in generale, Fabian e Zielinski migliori di Barella o dico una cazzata? Iniziamo da Neschi, visto interista, appunto. Visto che c'è Barella come giocatori in genere, Fabian e Zielinski, cioè Fabian e Zielinski messi assieme in due sono più forti di Barella, sì. ma secondo me nemmeno. Secondo me Barella è il miglior centrocampista italiano in Italia, secondo me, del campionato in questo momento. Barella al momento è un ottimo giocatore. Attenzione, Fabian e Zielinski sono altrettanti giocatori importanti e di livello. Io allora, prima ho parlato di Fabian, se c'è il centrocampista che più ho amato nel Napoli è Zielinski, invece. Zielinski stravedo per lui, è un giocatore, un centrocampista totale, completo, mi piace. Però Zielinski ha anche qualche annetto in più, giustamente, dalla sua e tutto il resto. Barella quanti anni ha? Barella è giovanissimo, che c'ha 23, 21, 22. No, 22 mi sa. Ah, 22, sì, ci sta. Se non vado errato, vediamo proprio, diciamo le cose perfette. No, 23. Allora, mi sembrava 23, appunto. Hai ragione. Onestamente mi tengo Barella perché al momento veramente italiano, giovane, forte, grinta, voglioso, dinamico, però Zielinski e Fabian pure sono bei centrocampisti. Fabian letteralmente diverso, non c'è zecco. Esattamente. Barella è box to box anche lui, però io vedo anche tanta quantità. Sì. Cioè, non molla una palla e poi soprattutto quantità, però da quest'anno ci sta aggiungendo anche qualità, ecco. Questo sì. Bel piede anche, sinceramente, non male per un centrocampista, dovrebbe essere forse più di rottura che di costruzione, quindi gran giocatore completo secondo me. E posso dire su Fabian, secondo me è lento, ma lento, ragazzi, bel giocatore, gran piede, ma lento, ragazzi. Cioè io sono lento perché sono sovrappeso, ma lui è proprio lento, sinceramente, però piede bravissimo, sì, questo giocatore. È quello che pensano tutti. Fatemi salutare un attimo il mio babbo, che lo vedo, lo vedete, il buon Peppe Celentano, l'attore, il regista, il babbo. La vera delusione è proprio Zielinski, si è perso. Fatemi dire, aspettiamo un attimo che ritorna. E nel frattempo... Ma è veramente tuo padre? Non capito. No, è proprio grande. Ci comincia a fare gli account falsi di Peppe Celentano per venirci a salutare, anche però è proprio lui. Fatemi ringraziare l'ottimo Lino Bailo, che anche lui non manca mai. Grande live questa sera, ragazzi, è merito degli ospiti, è merito delle vostre domande. Grande Neschio, grande Gabe, grande Emi, e aspettiamo gli altri. Io, se posso, dico sempre che è merito del cappellino di Gabe, perché mi piace veramente. Aumenta la qualità, che poi se parliamo di cappellino, amore, poi ne parliamo, ma poi va a finire che sudo, non è il caso. Otis, ma che fai? Otis è un intenditore. Milik io l'avrei voluto tanto all'Atalanta, ha ragione. Milik è un grande giocatore, ragazzi. Ma non ho capito, ma viene Otis o no? A me piace discutere. Io gli ho dato il link invece di entrare nella chat. Otis, che cazzo non viene? Grande Otis. Otis detto il Vate, ragazzi, perché io ho avuto dei tifosi dell'Atalanta che sono venuti sul podcast quando ho intervistato lui sul video podcast, come ho fatto con Neschi, come vorrei fare anche con te, Valerio. E ragazzi, qualcuno mi ha scritto: vedo che il Vate Otis va anche sui canali della Viola, cioè quindi per me Otis è il Vate adesso, ragazzi. Va benissimo, e te lo sposo, è un pazzo scatenato e ci ripete: Milik l'avrei voluto tanto all'Atalanta. Io credo che Gasperini è in grado di far rendere anche giocatori che in altre squadre non rendono così, però insomma, non lo so, la staticità a volte di Milik mi fa pensare che con i ritmi dell'Atalanta, se non vai a 3000, non lo so, l'avrebbe dovuto mentalizzare, secondo me. Però dai, ragazzi, con Gasperini riesce anche a rendere quel pippone di Palomino, ragazzi, dai, cioè che... Ma i difensori dell'Atalanta un po' tutti, no, ma Gin City è forte. A me piace anche Romero,
Romero è forte. Romero è forte. Ma Toloi non è ma ragazzi, Palomino è ridicolo, ragazzi, cioè secondo me non se va fuori dall'Atalanta non giocherebbe nemmeno in serie C, ragazzi, cioè, rispetto agli altri è un punto debole per lui, sì, è vero. Vedete il buon Fabio cosa dice? Scambio Milik Zapata e siamo tutti contenti, Otis. E ci sta. Ma però Zapata è anche più forte, molto più forte come di Milik, dai. Allora ora hanno Miranchuk, hanno comunque anche Muriel, hanno Gomez. Ragazzi, hanno un attacco l'Atalanta che io Lammers è forte anche lui, Lammers, non ci dimentichiamo l'altro, quello dal sinistro micidiale. Malinowski, Pasalic, ce ne sono tanti, ce ne sono centrocampisti avanzati, trequartisti attaccanti, hanno una qualità veramente estrema nell'Atalanta. E diceva Otis, adesso non ce l'abbiamo, ma ricordo questa cosa, che pare che Gasperini voglia cambiare modulo. Diceva sì. Ma sempre con la difesa a 3 o con una difesa a 4? Non avevo sentito questa cosa. No, lui diceva 4, mi sa addirittura. 4-2-3-1. Però da un 3-4-2-1 a un 4-2-3-1 sarebbe un po' come Fonseca che li alterna alla Roma, quindi sì, ce lo vedo effettivamente. Esattamente, e poi vabbè, sempre da considerare la figura di Gomez, che può fare il sottopunta, ma se continua a fare un pochino tutto il campo può diventare una variabile impazzita sicuramente. È un regista, lui è un regista, fa da regia tra centrocampo e attacco, è fortissimo. Ok, passiamo ad un'altra domanda, ragazzi. Io questa me l'ero preparata, ecco. Se usi ero, devi usare pregi e difetti della tua squadra. Questo è un ringraziamento anche al moderatore Marat che mi ha aiutato con le domande. Neschio, pregi e difetti dell'Inter di quest'anno. I pregi veramente al momento si fa anche fatica a trovarli veramente. Tranne qualche individualità appunto come Lukaku, Barella, quelli resteranno sempre appunto dei pregi, dei plus nella squadra, sicuramente. Quindi il fatto comunque di segnare, fino a poco tempo fa almeno segnavamo, adesso siamo diventati anche troppo prevedibili, però abbiamo messo a segno parecchi golletti. Difetti, la mancanza di equilibrio, cioè il fatto di per contro di prendere troppi gol, e la lentezza nella manovra. Io vedo la lentezza, e per sintetizzare l'integralismo di Conte. Ecco, il difetto più grande è questo, l'integralismo di Conte. Ci sta, ne abbiamo parlato spesso anche io e te, con questa rosa si potrebbe fare qualcosa in più sicuramente e sfruttare anche le caratteristiche che pare sia definitivamente sul mercato. Mi confermi? Ma guarda, sul mercato proprio no, perché anche l'intervista che ha rilasciato lo stesso Eriksen ha detto: io fino a fine anno, fine stagione mi vedo all'Inter, poi parleremo con la società, quindi di regola forse a gennaio rimane, di regola. Poi sappiamo bene che può succedere di tutto, per carità, anche se mandare in prestito un giocatore della sua levatura mi sembra una stronzata unica, però non lo so, però tutto può essere. Guarda, con Eriksen da quando l'abbiamo preso ad oggi è stato veramente una gestione scandalosa, quindi può finire ancora peggio, per carità di Dio, però dovrebbe almeno, penso dovrebbe rimanere, anche se con Conte, ragazzi, farà sempre fatica, perché al di là del ruolo, del modulo, molti dicono il modulo, sì, è vero, anche il modulo, per carità di Dio, però è la mansione che il tuo allenatore ti chiede di svolgere in campo, quello che ti dice di fare che fa la differenza, e non puoi chiedere quella garra, quella grinta a un giocatore come lui, non ce l'ha, quindi non lo so. Fammi ringraziare il buon Mana TV 1926. 1926 è un anno che ci accomuna, ovviamente, è l'anno della nostra squadra. Complimenti ragazzi, live sempre interessanti. Grazie mille Mana. Ricordo che eri presente anche sulla live di Neschio, quindi bene così. Grande. Generosissimo. Gabe.
La parola pregi non so cosa significhi, quindi mi dispiace. I difetti, vabbè ragazzi, il pesce puzza sempre dalla testa, quindi difetti, una gestione societaria veramente ridicola, una proprietà che è arrivata non in punta di piedi ma facendo caroselli, proclami di cui i soldi non sono un problema, per poi diciamo come si dice, cambiare politica, cambiare opinione dicendo sì, i soldi non sono un problema per le infrastrutture, e si può anche capire perché il fair play finanziario varrebbe anche per l'uomo più ricco del mondo, però diciamo una gestione societaria poco oculata, secondo me, poca progettualità, forse anche perché Commisso si aspettava di fare sport come lo fanno in America, ma il calcio in Italia è una cosa totalmente differente, una scelta degli allenatori sbagliata per 2 volte, quindi 2 fallimenti tecnici. E se proprio devo mettere dei pregi, il discorso secondo me è giusto di non comprare delle punte, perché ne abbiamo già 3 e secondo me vanno valorizzati i giovani che abbiamo, e anche il ritorno di Biraghi, perché tutti sfottono e dicono che Biraghi non è forte, ma rispetto ad Albert, ragazzi, Biraghi è Roberto Carlos, non è un fenomeno ma è sicuramente un buon giocatore, quindi perché ti manca Biraghi? A me Biraghi piace parecchio, ragazzi, però era un riferimento per i giovani della Fiorentina, uno di quelli che ha giocato meglio in questo inizio di stagione. No, Biraghi se vai a vedere manca davvero un pochettino all'Inter, cioè almeno Biraghi il compitino te lo svolgeva bene, la fase difensiva un minimo te la curava, noi abbiamo preso molti gol su quella fascia perché Perisic dietro proprio non sa cosa significa fare il quinto, quindi quello che dice Gabe ci sta, soprattutto quando mi dice Biraghi D'Albert, ha ragione soprattutto su quello, cioè D'Albert proprio, io non capisco come l'Inter abbia investito all'epoca 20 milioni per un giocatore. Ma il mio conterraneo Spalletti diceva che era il nuovo Roberto Carlos, ti immagini, dai. Sì, altro motivo perché io non voglio Spalletti a Firenze, ma a Sarri. Bellissima questa è una chiosa che ci fa capire molte cose. Nel frattempo abbiamo visto il messaggio di Otis, che ovviamente mi è sparito, che ci raggiungerà, dice che praticamente vabbè, cose di famiglia, che stando in live non poteva nemmeno salutare gli affetti. Mi chiedo dov'è Valerio Solido. Valerio Solido è qua, voi dovete sapere, ragazzi, Neschio che questa è la mia seconda identità. Quando io mettevo questo è il mio gemello, è un alter ego, che però l'idea era che lui spara a 0 su tutto, De Laurentiis se ne deve andare, Insigne non è buono, facciamo schifo, e quindi Valerio Solido ogni tanto interviene. Beh, se De Laurentiis non ha tutti i torti Valerio Solido, secondo me. Vedi, infatti l'alter ego a me mi permette anche di dire certe cose vere, che però attenzione, perché io su De Laurentiis ho sempre dei sentimenti contrastanti. Alle volte mi piace tanto per certe scelte anche di acquisti imprenditoriali, altre volte ma perché non stai zitto, ma perché non fai parlare qualcun altro, e perché non ti fai consigliare meglio. Io questo dico sempre, perché secondo me si fa consigliare male. È quello che penso io di Commisso, secondo me a livello imprenditoriale è un grande, però quando parla dice delle castronerie, e soprattutto non capisco le critiche, perché più parli, più dici cose, più il tifoso si sente appunto diciamo in dovere di criticare. Se stai più zitto e fai più fatti, come fanno i Fredkin a Roma, per esempio, proprietà americane a me non piacciono, però i Fredkin a Roma, gli Elliott appunto al Milan, secondo me stanno molto zitti e fanno molto bene, lasciando gli Zhang, nonostante tutto, all'Inter, che non sono americani ma sono cinesi, che lasciano il calcio in mano a uomini di calcio e loro ci mettono solo il denaro, appunto. Ma quello è, se tu chiami Marotta io mi sento tranquillo, ma il problema di De Laurentiis è che una figura come Marotta non la chiama, non la contatta, e quindi c'è questo buco, diciamo, di tramite sia tra la presidenza e la squadra. No, non ce lo faccio così ingenuotto a De Laurentiis, io credo che sia tutto calcolato. No, secondo me almeno... scusa, chiedo scusa. No, vai. No, secondo me è più un bandito più che altro, secondo me.
Chiedo scusa ai napoletani perché a me il Napoli sta anche simpatico, però De Laurentiis, ragazzi, chiedo Ad scusa, esempio, ma per a proposito di niente. consigli, nell'area tecnica lui ha messo uno forse il più bravo di tutti, perché poi si parla, Giuntoli è un top player assoluto. Vedi, sì, Lì sì. si fa consigliare, nel senso che secondo me non è De Laurentiis, non è fesso, è un po' come ha detto che bisogna un po' bandito, diciamo così. E anche su Giuntoli io so il polso dei miei tifosi e c'è gente che dice ma Giuntoli conosce solamente i giocatori così, ma invece poi sta dimostrando con l'acquisto di Osimhen che praticamente può essere stato pagato tanto quello che vogliamo noi, ma era un giocatore in orbita di tutti i top club e andava preso adesso perché poi l'anno prossimo era già troppo ma noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa, se posso permettermi, e lo hai detto anche tu stesso nella mia live. Guarda, senza spendere chissà quali soldi, il Napoli è arrivato a lottare per lo scudetto, senza chissà con quali campagne, è arrivato a giocarsi lo scudetto con la Juventus. Da dove l'ha preso il Napoli De Laurentiis? Dalla Serie C, non mi ricordo. Cioè, valutiamo queste cose qua, non è facile, sembra tutto facile, ma non è affatto semplice. Troppo bene, troppo presto, io questo dico. Forse è bravo, sì. Diciamo che io non sto mettendo come posso dire, in discussione il fatto che De Laurentiis non sia furbo, anzi se me è troppo furbo e per quello ho detto bandito, anzi non è invece commisso, è un po' un bonaccione, un po' un simpaticone e infatti l'area tecnica ci ha messo Pradè e non Giuntoli, cioè ragazzi parliamoci chiaro, Pradè con tutto il rispetto non è nemmeno secondo me un direttore sportivo, è più un direttore generale potrebbe essere, con un buon direttore sportivo sotto, quindi c'è proprio lì mancanza di gnegnero, si direbbe in Toscana, di ragionamento. Io di ADL non mi permetterei di offendere il Napoli perché, ripeto, è una piazza calda, un po' come sentirei Firenze, che non un po' più di provincia, anche se comunque il Napoli è una grande squadra, quindi a me sta simpatico il Napoli, però secondo me ADL non la racconta giusta su tante cose, chiedo scusa appunto. No, non chiedere scusa, troverai all'interno della tifoseria del Napoli gente che è d'accordo con te e gente che invece non lo è, ed è anche giusto così, è il bello del calcio sotto questo punto di vista. Fatemi ringraziare Fabio Berti Mus, che vedo Neschio annuire, ovviamente lo ricordo, nel canale di Neschio, salve, si parla di calcio la terza sera di fila con ste zone rosse, gialle, più nero, rosa e blu. Rimangono solo ai Power Ranger, esatto. Rimangono solo le live. Dai cazzo. Grazie mille Fabio. In effetti ho sentito proprio che Napoli, insomma la Campania è stata dichiarata zona rossa così. Non voglio approfondire ragazzi perché ho scritto che sarà una live dove si parlerà solo di calcio anche per rilassarci perché è tosta, perché la situazione è seria e quindi affrontiamo solamente argomenti che ci possono far rilassare. Avevo visto una domanda di Angela. Quindi ho fatto bene a non dire che ADL mi sta antipatica anche per questioni politiche. Perfetto, la lascio lì perché l'ho detta ora. Va benissimo, ci può stare. Ringrazio ancora Mana TV 1926. Nel Napoli attuale vedo tanti pregi come tanti giocatori nel reparto offensivo, mentre difetti qualcosa a centrocampo e poco cinismo sotto porta. Centrocampo, Centrocampo adesso noi abbiamo questa questione da risolvere che non vorrei, e chiedo anche a voi ragazzi, che si diventi Bakayoko dipendenti, perché secondo me un Fabiano lo puoi sostituire con uno Zielinski, ma Bakayoko ha avuto un impatto veramente straordinario. Neschio, anche col Milan l'anno scorso, tanta roba, sì, Bakayoko voluto, preteso direi quasi da Gattuso, e sì, attenzione, poi il Napoli, come abbiamo detto prima, volendo i centrocampisti li ha, però le caratteristiche di Bakayoko in effetti sono difficili per cui vabbè, ma il bello è anche questo, avere dei giocatori poi che non li puoi sostituire per il loro valore, per la loro qualità. Meglio averceli questi grattacapi in realtà, quindi buono così.
più che il centrocampo, io invece per concludere lì davanti il Napoli deve fare gol, deve fare più gol, e se c'è un giocatore che io amo alla follia per genio, per qualità, è Mertens, ma aspetto di più da lui, voglio di più da Dries, vorrei di più, vedo una partita del Napoli. Sì. Tutti ci aspettiamo di più da Ciro. E a Gabe, visto che ci troviamo a parlare di centrocampo, chiedo di Amrabat, che è un giocatore che io ho amato alla follia nel Verona, tutte le partite che ho visto, fa un po' di tutto, c'ha qualità, c'ha il lancio, c'ha fisicità, non ne pare non sia voluto venire a Napoli, ha scelto Firenze, non so bene le logiche, ma vi ritrovate un centrocampista secondo me da top club, non so cosa ne pensi. È mal utilizzato fino ad ora, perché è stato utilizzato come regista quando lui secondo me è una mezzala classica, appunto, che si svaria al centrocampo, che recupera tanti palloni e fa legna. Può fare anche il regista all'occorrenza, ma Iachini l'ha voluto sempre utilizzare come regista quando avevamo un paio di centrocampisti lo possono fare meglio di lui, e lui avrebbe potuto appunto svariare più a centrocampo, come ha fatto nell'ultima partita contro il Parma, dove anche se non abbiamo giocato bene si è visto già più una parvenza di centrocampo. Infatti abbiamo avuto un record possesso palla inutile, perché poi non ha segnato nessuno e abbiamo fatto 3 tiri in porta, però già si è visto una parvenza di quello che è il vero Amrabat, perché abbiamo messo Pulgar nel suo ruolo, che è appunto il mediano / regista, e appunto Amrabat nel suo ruolo di mezzala, dove giocava appunto la maggior parte delle volte nel Verona, dove Veloso faceva il regista, Miguel Veloso faceva il regista. Ottimo, ragazzi. Gabe è un top player, E ora figurati, io sono ne sai. Parlo di calcio così, non mi ci arrabbio nemmeno, perché è un po' un passatempo il calcio. Ho iniziato per divertimento per il lockdown, perché non sapevo che fare, quindi figurati. Ma più o meno, guarda che siamo là, cioè io ho cominciato a fare, pensa che il primo video, faccio video da YouTube da quando ho 10 anni per la musica, però il primo video dove parlo di calcio fu proprio Fiorentina-Napoli 3-0, perché stavo malissimo. Quando è questo? È la famosa partita successiva a Inter-Juve, dove il Napoli perde lo scudetto. Quella dell'albergo? Esattamente. E quindi noi qua ci troviamo in un triangolo delle Bermuda, praticamente. Tutte e tre squadre interessate. Mancherebbe solamente buon Antonello per chiudere un discorso. Io ero anche deluso da quelle dichiarazioni di Sarri, perché a me Sarri piacciono quelle dichiarazioni dell'albergo. Secondo me ti dissi: allora ti sta bene che la Juventus ha vinto lo scudetto, purché io non fossi contento, perché non è che da fiorentino adoro che la Juventus vinca lo scudetto. Quindi diciamo, però dopo questa dichiarazione la ciccia te le vai a cercare, si direbbe in Toscana, capito? Sì, no, non rivanghiamo, questa è giornata solo di calcio, va bene così. Leggo che qualcuno vuole Emerson Palmieri. È bel giocatore. È bel giocatore, sì, perché noi facciamo sempre cercando il pelo nell'uovo. Ecco, ho chiesto pregi e difetti della vostra squadra e non ho risposto sulla mia, giustamente, perché sto più moderando che facendo commenti. Però vorremmo saperlo anche noi, siamo qua apposta. Sì, è giusto che lo dica. Quest'anno, se guardiamo la rosa, c'è abbastanza completezza. Mi rendo conto che in attacco non abbiamo Lukaku, non abbiamo Ronaldo, non abbiamo Ibra, abbiamo puntato più su una scommessa, considerando anche che resta Mertens, ma in fase un pochino discendente. Ritengo che il Napoli sia completo quest'anno, anche a livello di seconde linee, sempre quella cosa sul terzino destro, visto che Gulam non è recuperato mai appieno, Mario Rui alterna buone prestazioni a meno buone, e Yusai si sta prendendo il ruolo da adattato, quindi Yusai è ancora a Napoli, ti giuro. Pensavo fosse sul mercato ormai da 1 anno e mezzo, quindi figurati. Perché è in scadenza e il procuratore continua a dire che non vuole avere tutti. Il procuratore di Yusai è il procuratore di tutti i terzini del Napoli, anche di Mario Rui, anche di Di Lorenzo, quindi lui non si trova ad avere tutti i terzini con noi, quindi ritorna questa storia di Emerson Palmieri. Non so se sia vera. Salto di qualità su quel ruolo sarebbe, lo fai, secondo te? Con lui rispetto, non so se è questo giocatore assoluto, non sono abbastanza
bravo da dirti tecnicamente, però rispetto a Yusai e Mario Rui e Gulam in questo stato di forma, sì, ti fa fare il salto di qualità, secondo me. Poi lui o Marcos Alonso, uno dei due, appunto. Uno dei due che è comunque una figura internazionale. Neschio, tu che di terzini sinistri ne hai visti all'Inter arrivare, andare, tantissimi. Palmieri, si è parlato anche per l'Inter? Si è parlato anche dell'Inter, è stata una telenovela, perché poi Conte, ma quale giocatore non è stato accostato all'Inter? È sempre la solita storia. Ma io onestamente per Palmieri non stravedo tantissimo, se devo essere sincero. Un buon giocatore, ma nulla di più. Mi piace un po' di più invece Marcos Alonso. Il peccato mortale è stato proprio non aver recuperato appieno però il vostro Gulam sulla sinistra. Gulam, io me lo ricordo, prima dell'infortunio era un crack pauroso, un animale, fisicità e tecnica da vendere, mamma mia. È vero, io credo, per chiudere l'argomento del terzino sinistro, che un Gulam in piena forma, della forma così, meglio sia di Palmieri, sia di Alonso e di tutti gli altri. Sì. A quel livello abbiamo Teo Hernandez in questo momento in Italia e poi poco altro, secondo me. Ma forse neanche. Oh, ragazzi, lo stesso Teo non fece. Vabbè, lui sì, ma Gulam, io mi ricordo il derby, no? Con lo scontro straordinario tra Hakimi e Teo Hernandez. Lì Hakimi ha vinto, secondo me, a livello di quello scontro lì. Ha fatto girare la testa più volte a Teo, secondo me. Sì. Parlando di terzini sinistri, qualcuno ci dice: per Neschio, avete avuto anche il più grande terzino sinistro della storia, Gresco. Arrivederci e grazie. Dopo questo stavo via anch'io. No, loro l'hanno avuto, ragazzi, il più grande terzino sinistro era Roberto Carlos. L'abbiamo fatto scappa via. Meglio non averla avuto a quel punto, ecco. Ricordo ancora le risse con Batistuta, perché si odiavano, ragazzi, mamma mia. Se tra la nazionale lì credo anche l'Inter non si potevano vedere assolutamente, erano sempre pedate e botte quasi a volte, si odiavano veramente. Argentino brasiliano un po'. Ma no, guarda, ti dico, io dove abito qui in casa ci sono tanti argentini e brasiliani, vanno d'accordo, per loro due proprio secondo me non si poteva patire come persone proprio. Poi sì, c'è un po' questa rivalità tra argentino e brasiliano, ma conoscendo molti di loro ti dico è molto meno accentuata di quello che si vuole far vedere o far notare a livello di mainstream. Mamma mia, tu mi hai citato Batigol e io non sto pensando a nessuna domanda, perché un attaccante come quello, ragazzi, sì, ovviamente ricordo la maglietta che teneva Emilio con Van Basten, Gareca, Batistuta ha rappresentato nel nostro campionato. Io non ci potevo credere la potenza di quell'attaccante. Peccato solo per molti infortuni che ha avuto. Peccato. Il mio tridente d'attacco storico, tra l'altro, è Batistuta, George Best e Van Basten. E io così proprio per George Best, e poi un personaggione, quindi diciamo che vero, questo pure anche noi possiamo approfondire in privato. Domanda di Angela Torri, l'ho ribeccata. Angela è una delle... Non si perde, ragazzi, una live, non si perde un video, non perde un video di tutti gli youtuber cioè veramente top level. Una domanda per gli ospiti: vorreste Gattuso come allenatore della vostra squadra? Se non ci fossero vincoli con Conte, perché no? Gattuso mi piace da morire, sia umanamente ma anche tatticamente, perché poi si parla solo di Gattuso, grinta, carattere, ma Gattuso non è solo quello, Gattuso è uno che ha studiato tanto, anche a detta sua si è andato a vedere molti competitor, chiamiamoli così. A me Gattuso piace, no? È uno che lavora bene con quello che ha in rosa e tira il meglio dalla propria squadra. Ha fatto benissimo al Milan, sta facendo benissimo al Napoli e chi lo sa. Bel allenatore, perché no? Giro la stessa domanda a Gabe. No, mai, assolutamente. Per me è un allenatore mediocre. Boom! Vedi come... Io sono
Per me al Milan ha fatto benino, però ha perso lì anche tanti punti. Ne parlavo prima nella mia live con uno youtuber del Milan, con il buon Bruni di Milanismo Hashavit, che mi trovava d'accordo lui che sia ha un punto dalla Champions. Sì, ma giocando veramente male, cioè ragazzi, veramente un gioco. Anche al Napoli non mi convince tanto per la discontinuità, perché avrebbe una squadra per asfaltare tutte le altre squadre, e pensavo dopo la vittoria contro l'Atalanta avessero sbloccato, diciamo, il jolly, tra virgolette, cioè avessero sbloccato, diciamo, questa discontinuità che li faceva, che li bloccava, e quindi ho detto sì, ora vanno. Invece poi, visto che sono ribloccati, quindi per me è un no, per me è un grande no, sinceramente. Però devi valutare, se posso, anche vai. Nel momento in cui va a raccogliere determinate squadre. Come stava messo il Milan prima dell'arrivo di Gattuso? Il Napoli, come stava messo il Napoli prima dell'arrivo di Gattuso? Squadre disunite, slacciate, arriva lui, compatta gruppo e comunque offre un discreto gioco. Non sono d'accordo sul Milan per nulla, proprio col Milan, avendo una rosa nettamente inferiore a quella dell'Inter, a 5 minuti gli ultimi 5 minuti era in Champions, poi fortunatamente siamo riusciti a battere l'Empoli. Io lo stimo veramente tanto come uomo, e lo rispetto tanto, è una persona che mi piace tantissimo, un guerriere, tutto, quindi forse per la grinta ti dico sì, ma a livello tecnico non mi dice niente, è un altro diciamo nemmeno catenacciaro, perché sì, poi attacca, però un discontinuo allenatore con delle idee buone ma che non si completa, secondo me. Ragazzi, è meglio di Iachini sicuramente, ragazzi. A Napoli ad oggi sta facendo meglio di Ancelotti, è un mostro. Vabbè, però ragazzi, anche paragonarlo a Ancelotti, secondo me Ancelotti stava sulle balle a qualcuno lì, secondo me. Sulla questione di Ancelotti, la verità probabilmente la sapremo quando De Laurentiis si ritira dal calcio. Purtroppo ci sono state altre cose nello spogliatoio, credo, però c'è da dire che io, che ero contento dell'arrivo di Ancelotti all'epoca, e ho fatto video dove ho detto cazzo, questo si prende delle responsabilità, cambia la formazione in corsa, non ci sono titolari, chi sta meglio, anche il portiere. Dopodiché un po' troppo esperimenti, e quando il Napoli ha perso il contatto con la vetta, ha perso proprio fisicamente, non reagevano più sulle gambe, perché mentalmente avevano staccato. Vuol dire che l'allenatore Ancelotti non aveva il polso vero della squadra ad un certo punto, e quindi si sono lasciati andare. Il culmine poi è il famoso ammutinamento, ed ecco che Gattuso, prima che tecnicamente, ha dovuto intervenire sulla testa, perché quel Napoli lì era allo sbando. Io ho parlato di retrocessione, ho detto ragazzi, se non stiamo attenti, tu Viola stavi in pericolo, il Napoli stava in quella zona là. Io però vorrei ricordare appena entrato Gattuso, appena entrato Iachini, più o meno, vorrei ricordare un 2-0 della Fiorentina iachinana a Napoli, non per tirarmela, però proprio perché Gattuso secondo me è discontinuo. Ma come fai a perdere 2-0 in casa contro una Fiorentina di Iachini? Dai, ma stiamo scherzando? Ma era ancora Napoli. Ma era a febbraio, mi pare, un paio di partite prima del lockdown, non lo so, era fine gennaio o febbraio comunque. Cioè, ragazzi, con la rosa che avete, visto che Gattuso è tanto forte, pigliare un 2-0 in casa da una Fiorentina, diciamo... Ogni partita è una storia a sé, in realtà non è che possiamo dobbiamo parlare. Ma te ne potrei dire tanto. Io ti posso dire che Gattuso ha vinto già una Coppa Italia con il Napoli. Sì, ma ragazzi, noi abbiamo un conto in panchina 12 milioni l'anno. Sì, ma infatti per me conta anche peggio, figurati. Io sotto le prima allora di che stiamo a parlare? Non è che stiamo dicendo che Gattuso è il miglior allenatore del mondo, per carità, però non si discute quello che sta facendo al Napoli. Qualcuno ci ricorda che era ancora il Napoli di Ancelotti, nel senso che, se non sbaglio, era l'esordio, ci dice Fiorentina. Io ho veramente difficoltà, ho resettato quella stagione, non ne voglio sentire più parlare. Non credo fosse l'esordio, perché credo che Gattuso sia arrivato al Milan al Napoli prima di Iachini, quindi non credo sia...
Non credo sia l'esordio, Non sinceramente. gli piace. Abbiamo capito che Gabe non gli piace Gattuso. Ragazzi, come si dice, ognuno ha le proprie opinioni. Te lo porto alla Viola. A me piace Juric, io voglio Juric o De Zerbi, va bene. O proprio se proprio non posso spendere italiano dello Spezia. E vabbè, Sarri in cima a tutti, ovviamente. Gattuso no. Ragazzi, ma mica può piacere a tutti. Ci sta, se poi andiamo d'accordo su tutto, su tutti, la live non ha senso. Ok, siamo d'accordo. Chiedo scusa se ho offeso qualcuno, assolutamente. No, ma quando mai? Non c'è offesa. Devi sempre chiedere scusa, però. Chiedi scusa. Sono canadese, lo sa. Valerio lo sa che i canadesi sono sempre a dire sorry. Se io l'ho preso. Sono squisiti. Lo vedi? Non sei fortunato, dicono Many Moi. Non sei fortunato, oggi Hakimi è uscito per infortunio, fonte Gazzetta dello Sport e Brozovic, quindi doppio. Ma nella mia vita quando mai sono stato fortunato? Ma mai nella vita. Comunque sì, io gliel'ho detto a ciao Otis. Ciao ragazzi. Io gliel'ho detto a Neschio che forse c'è un leggero ritorno. Tu sei in culo. Immobile. Va bene, dicevi che no, io dicevo appunto a Neschio tempo fa che se oggi ad un gatto nero gli attraversa un interista, l'interista si tocca le palle. Sì. Se ha un gatto nero un leggero ritorno l'hai buttato fuori. Lo senti? Sì, perché sentivo un leggero ritorno, volevo capire se era lui. Sembra di sì, Otis. Aspetta, allora. No, io sento bene Otis, però. No, però forse proviamo. Aspetta che provo con gli altri auricolari, Ti aspettiamo, ovviamente. Dicono bel gatto e siamo tutti gattari. Almeno io sono gattaro. E va bene così. Lo aspettiamo, lo teniamo qua in sottofondo. Comunque non l'avevi sentito, dicevo che se a un gatto nero gli attraversa un interista, il gatto nero si tocca le palle, da quanto è sfigato l'Inter ultimamente. Ma infatti quando vado a passeggiare prima becca un sacco di gatti, ma non si fanno più vedere, hai ragione. Allora ragazzi, lasciate un po' di like per questi ragazzi. No, un po', almeno 200, non un almeno po'. 200, 200 perché io voglio sentire il basso. Vediamo come senti, perché se arriviamo a 200 io poi prendo il basso e siamo a 169, ne mancano 31, forza voglio. Dai ragazzi, perché io non lo dico abbastanza, colpa mia, perché io lo so, molto spesso anche io mi guardo le live, bello che sto rilassato e mi dimentico, non è male nemmeno cattiva educazione, mi dimentico e poi quando qualcuno me lo ricorda lo metto. Otis, benvenuto. Grazie mille, ciao a tutti. E grazie per essere intervenuto anche in extremis, poi aggiungerò anche ovviamente i tuoi link in descrizione, quindi per chi sta guardando questa live dopo troverete tutti i link possibili e immaginabili. C'è stato un momento in cui si è parlato di Milik, che l'avresti voluto all'Atalanta, vuoi aggiungere qualcosina? Giusto per chiudere il discorso? Era il mio sogno, per me è un giocatore che all'Atalanta avrebbe fatto davvero paura. Milik era proprio un giocatore. Quando Zapata volevano venderlo, io avevo detto o prendiamo Schick o prendiamo Milik. Poi siamo tenuti Zapata, ci abbiamo guadagnato, però era in fase calante, non era ancora, era quando lo volevano imbarcare tutti, ok. Su Schick anche ho delle perplessità, sinceramente. Sì, no, io sono due giocatori che hai nominato che non li cambierei mai nella vita con Zapata, ma mai. Tu dici, Otis, che se va via Zapata Milik riesce a fare anche meglio? Secondo te ha le potenzialità? Allora, ha le potenzialità di sicuro, poi meglio gioca in maniera un po' diversa, però secondo me con l'Atalanta, che ha lo stampo comunque impostazione tipica delle squadre olandesi, si troverebbe bene. Infatti vedete anche Romeo è d'accordo con questa. Ti ho messo mettete like per Romeo. Sta guardando fisso la camera, è uno spettacolo. Ma lui è il protagonista indiscusso del mio Instagram. Ma assolutamente. Che bello. Io adoro i gatti, quindi
Amico, saluta. No, si è arrabbiato quando hai detto che Milik con Zapata, sei un po' arrabbiato, però vabbè. No, meglio tenersi Zapata, ovviamente. Per rispondere all'amico Pablo, penso che lo zoccolo sia in fase REM, che non ci... Ma meglio così, perché ultimamente si è galvanizzato troppo. Guarda, è difficile avere un dibattito con lui. Perché ormai... No, poi quando fai i pronostici bisogna toccarsi le palle, quando lui fa i pronostici. Sì, al di là veramente della sfiga che porta, una maniera incredibile. Dai, poverino. No, porta una sfiga incredibile. E fortuna la sua squadra, per carità. Però... No, ultimamente il Milan è una squadra galattica. È meglio abbandonarlo un po', dai. Va bene. E allora noi facciamo una domanda adesso sul Milan, perché comunque so che i nostri amici sono in tensione per la ripresa del campionato. A Otis non ho chiesto cosa ne pensa delle nazionali, se crede che sia una cosa inutile, un po' come abbiamo detto tutti quanti. Tanto inutile, ma tanto inutile. E quindi possiamo archiviare tranquillamente il discorso. Sul Milan, ragazzi, è la squadra prima in classifica. Ibra in gran forma, 39 anni, non ha importanza. Mi sembra che hanno trovato una quadra anche tatticamente. Credete che possano reggere fino alla fine, Covid permettendo? Otis, visto che sei il nuovo arrivato. Ma secondo me no, perché comunque loro stanno facendo il progetto probabilmente più bello in Serie A, ma ci vuole secondo me ancora un anno. Hanno avuto per ora un calendario tutto sommato facile e la partita è difficile, hanno avuto delle situazioni a favore, tipo con l'Inter. Secondo me il fatto di avere Ibra che non è andato in nazionale, tutti erano andati in nazionale, ha inciso. Per me l'anno prossimo dicono la loro per qualsiasi competizione. Quest'anno secondo me nel girone di ritorno incominceranno un po' a tirare fuori la lingua e a sentire un po' la fatica. Passiamo la parola a Neschio sul Milan, sono cugini. Io approvo le parole di Otis. Sì, ci stiamo facendo un po' prendere troppo facilmente la mano, ma ne cambieranno di cose durante questo campionato. Vedo squadre che secondo me hanno qualcosina in più. Lo stesso Napoli secondo me ha qualcosina in più del Milan. Poi vedremo un po', ma io mi sento di dire che tra le prime 4 può rientrarci, ma da qui a vincere lo scudetto ce ne passa ancora tanta di acqua sotto i ponti. Stessa domanda per Gabe. Intanto io volevo dire a Neschio che intanto il Milan ha un allenatore, il Napoli no, quindi anche se il Napoli ha una rosa migliore, appunto secondo me il Milan ha una gestione tecnica migliore, però secondo anche io sono d'accordo che... Stai parlando di Ibra? No, vabbè, Ibra più Pioli. Io ho tanta stima di Pioli, ti ripeto, secondo me è sottovalutato rispetto a quello che può veramente fare, però a parte tutto sono d'accordo con loro che non ha, a livello di rosa ad oggi secondo me non potrebbe reggere un po' la coperta corta. L'unica cosa è che se fa degli acquisti a gennaio oculati e fatti bene, che possa appunto dare una maggior coperta, aggiungere delle ottime riserve, magari potrebbe continuare, però da qui a gennaio c'è ancora tempo e non so quanto con la crisi Covid ad oggi le squadre vogliono investire, se non si sa nemmeno se questo campionato finirà, appunto. È un po' la variabile che esatto. Comunque il tuo Pioli pre-lockdown, prima del lockdown, era messo alla gogna dagli stessi milanisti, giusto per vabbè, ma lui stava cercando però Gattuso che perde con la Fiorentina non stava cercando. Vabbè, che te mi dici Gattuso stava cercando di risistemare la squadra, lo stava facendo anche Pioli con i disastri, capito? Ma Gattuso cercava di sistemare qualcosa, diciamo, tra virgolette, rovinato da un Ancelotti, cioè lì dovevi, ragazzi, ricosare tutto, di modificare tutto quello che ha fatto quell'incompetente di Giampaolo, ragazzi, cioè seriamente, se no... questa è una bella botta su Giampaolo. Certo, signore, cos'è un allenatore? È un allenatore Giampaolo, dai ragazzi, e sta poco viene esonerato anche al Torino, secondo me, dai. Fatemi ringraziare l'amico Raffaele Sirignano per la donazione supporto senza domanda. Grazie amico mio, se ti ribecco, se la fai,
la mettiamo in sovraimpressione. Otis, si è parlato di Giampaolo? Giampaolo questo c'è da dire. A me spiace perché comunque è un allenatore che di scuola è forte, perché comunque è un allenatore di Galeone. Il problema è che a Galeone è uscito Allegri, è uscito Gasperini, e Giampaolo non è che tutti possono uscire col buco. Esatto. Chiamola così. Per me quello che sta facendo col Torino oggi è inaccettabile, perché il Torino ha una squadra nettamente superiore. Purtroppo probabilmente è un allenatore che manca di polso, manca di carisma e non riesce a indirizzare la squadra, a differenza di Gattuso, che è un signor allenatore, nonostante Gabe non sia d'accordo. Come? Non ho sentito quello che hai detto. Ti ha detto? No, seriamente non ho sentito. Finge. No, ho detto che Giampaolo non ha carattere, Gattuso invece, che è un signor allenatore, di carattere ne ha. Secondo me Gattuso non è un allenatore, ma sicuramente è una grande persona e che di carattere ne ha, sono d'accordo No, su perché quello. su Gattuso abbiamo litigato anche prima. Quindi... vabbè, ma non abbiamo litigato io e te, eri te che diciamo non concordavi con l'amico Bruni di Milanismo Casciavit, che lui ha detto che Gattuso è un allenatore mediocre, e io sono d'accordo con lui. No, io porto avanti un concetto che noi italiani guardiamo all'estero e loro, se lo fanno all'estero sono bravi, se lo facciamo in Italia siamo scarsi. Quello che fa Gattuso è paro, anzi fatto anche leggermente meglio, quello che fa Simeone. Se lo fa Simeone, il ciolismo, e devono studiarlo a Coverciano. Se lo fa Gattuso, uno sfigato di merda. Questo qua è sostanzialmente la vita degli italiani, è una roba per me impensabile. La questione Simeone, che pare stia per cambiare modulo, che voglia avere una squadra un po' più offensiva, penso si sia anche scocciato dell'etichetta. Oltretutto ha i giocatori per farlo, insomma, non è detto. E poi, sempre per quanto riguarda Gattuso, secondo me lui è stato costretto a partire da una condizione di difesa e contropiede all'inizio, perché la squadra era a pezzi e bisognava fare le cose semplici, partire dal basso, quelle piccole certezze che il Napoli aveva recondite. Dopodiché, quando ha avuto i giocatori a disposizione, adesso sta cambiando completamente la squadra. Sì. Quindi però non è che se non giocano tutti col tiki-tac o 70 tocchi non è calcio. Invece... quello siamo d'accordo, io non critico assolutamente. No, certo, tu no, però dico... Lo sai che a me Guardiola non piace, sono un murignano convinto, però diciamo, io critico altre cose di Gattuso, assolutamente. Ringraziamo l'amico Mana TV 1926 che non si stanca mai, top player assoluto, Milan forte ma senza Ibra perde tanto, come un po' possiamo dire le altre squadre senza il top player di riferimento. Ovviamente abbiamo più o meno sviscerato questo argomento qui. Forse l'Atalanta, non lo so, Otis, vedi un giocatore? Gomez, pensavo anch'io. Allora, lui ti dà il gioco, però l'Atalanta comunque è pensata anche per soluzioni molto meno belle, molto meno spumeggianti, però sul breve senza Gomez qualcosa riesce a fare. Il problema è che Gomez è quel giocatore che quando si mette male viene fuori lui. Sì. Quindi perdi quello, cioè è la differenza tra avere un fenomeno come goleador e un fenomeno come giocatore che fa girare la squadra. Perdi Gomez, Zapata là davanti ce l'hai, se la palla arriva in area di rigore qualcosa magari non alla prima, non alla seconda, ma lo fa. Se invece tu l'hai come punta di riferimento il tuo giocatore principale, diventa complicata. Ci sta, e noi sul discorso di Gomez, noi cerchiamo a tutti i costi mentalmente di trasformare Insigne potrebbe fare quello che fa Gomez, Mertens potrebbe fare quello che fa Gomez. Serve un'intelligenza calcistica, una capacità di sapere dove devi andare a prendere la palla. Non lo so se altri giocatori sono in grado. Gomez attualmente arriva a prendersi anche la palla praticamente dalla difesa. Va dove vuole, però raggiungi anche una individualità che la raggiunge anche con l'età, perché Gomez comunque è partito che faceva l'ala all'inizio nell'Atalanta, poi è andato a fare la punta, poi è andato a fare il trequartista, cioè è un compito secondo me difficile
ed è un compito che devi avere anche carisma, perché tante volte Gomez per mezz'ora non sai dov'è, perché magari sta facendo tutto quel lavoro di regia che non emerge, quindi ci vuole tempo secondo me per tirare fuori il Io giocatore. credo che per Insigne sia presto. Insigne può dare ancora molto dalla sua zona preferita, da ala sinistra, e Mertens potrebbe cominciare a fare, secondo me sta studiando da trequartista e può probabilmente deve solo capire i momenti in cui si deve allontanare dalla porta. Io capisco che lui voglia stare vicino alla porta, che è abituato anche a segnare, però secondo me lo potrà fare. Posso dire una cosa? Perché io vedo nei commenti, vedo la gente ora si è imbufalita, anche giustamente, perché ho detto che Gattuso... io volevo solo dire che a me Gattuso non piace un allenatore, ma non penso assolutamente sia il peggiore della Serie A, né tantomeno il peggiore del mondo. Cioè è un allenatore che rispetto, a me non piace. Non è il peggiore della Serie A, c'è Conte. Vabbè, anche su quello siamo abbastanza d'accordo. Per esempio, anche se è una provocazione, lo so, a me lo sai che Conte non piace, però Conte ha un palmarès di tutto rispetto e Gattuso ancora no. Ovviamente Conte ha iniziato prima, però il dicevo che per appunto per chiarire con gli amici nei commenti che ritengo ci sia anche molto peggio di Gattuso, e perché il Napoli mi sta simpatico, spero Gattuso mi smentisca e faccia bene, vinca altri trofei, perché io non ho problemi a cambiare opinione se mi viene dimostrato, assolutamente. Come io ho dovuto cambiare opinione su Ancelotti, che ero contentissimo a un certo punto, e anche da quello che fa. Io non volevo offendere nessuno, perché ho visto qualcuno si è offeso, pensavo offendessi la Calabria. Assolutamente no, figurati. Io che siamo se su De Laurentiis siamo spaccati, se su Fabian, Insigne qualcuno la pensa in un modo, su Gattuso c'è quasi l'unanimità della favorevolezza. E poi ho letto che Neschio e Gabe arrivano alle parole. Io stimo Neschio in maniera qualcuno dice arrivano a male parole. Ho letto assolutamente no. È un amore sconfinato. Neschio io lo stimo da morire addirittura. Amore, assolutamente. Ragazzi, e quindi per andare un attimo, ovviamente tutti voi ricordo, lasciate il like per questi ospiti straordinari che ci stanno onorando in qualsiasi momento. Ragazzi, mi rendo conto che è tardi, io sto fresco e tosto perché sono le 6:30 del pomeriggio a New York, ma immagino che da voi si stia facendo tardi. Lasciate in qualsiasi momento senza farvi problemi. E la domanda, io avrei una serie di domande, provocazioni, voglio prendere anche domande degli iscritti. Ma una cosa che volevo chiedere: quale giocatore ruberesti alla tua avversaria? In questo caso ce li possiamo rubare tra di noi, no? Otis può rubare un giocatore all'Inter, uno alla Fiorentina, uno al Napoli, e vediamo un pochino. Neschio, chi ti prendi? Del Napoli? Del Napoli, dell'Atalanta e della Fiorentina. Allora, del Napoli mi prendo Koulibaly. Lo sapevo. Koulibaly, visto quest'anno, è ritornato su ottimi livelli, è uno forte lì dietro, anche se poi magari nella difesa a 3 di Conte anche lui subisce un'involuzione. Tu ti puoi aspettare, per carità di Dio, però non credo. Dell'Atalanta, cazzarola, dell'Atalanta per il ruolo e per il modulo che adottiamo con Conte, Gossens, che sono un estimatore folle di Robin, quindi mi prenderei tutta la vita lui. Della Fiorentina, e anche qui potrebbe essere funzionale, per quanto mi piace, per quanto l'ho adorato al Verona, per 20 milioni me lo sarei preso io, Amrabat. Sì, concordo su questo. Gabe, chi ti prenderesti dall'Atalanta, dall'Inter e dal Napoli? Dal Napoli Bakayoko mi piace tantissimo, grande centrocampista completo, mi piace tanto. Vabbè, lui ha detto Koulibaly, anche lui è un altro veramente fortissimo. Dall'Inter no. De Vrij, difensore fortissimo. De Vrij mi piace tanto, sinceramente. E dall'Atalanta Malinowski. Mi piace tanto Malinowski, gran tiro, buona visione di gioco, secondo me, assolutamente. E passiamo la palla che scotta ad Otis. Chi ti prendi dall'Inter, dalla Fiorentina e dal Napoli? Dall'Inter mi prendo Barella. Dalla Fiorentina mi andrei a prendere Castrovilli, che secondo me
potrebbe essere un giocatore rivoluzionario per le nostre idee di gioco. Dal Napoli ci sono tanti giocatori forti, però uno che a me particolarmente piace, anche se non è magari la prima donna, io mi prenderei Di Lorenzo, perché mi piace veramente tanto, e io credo che ogni squadra abbia bisogno dei Di Lorenzo di turno, di quelli che lavorano e dei perché gregari. sono l'ossatura, ed è secondo me un giocatore che tra l'altro non va così sotto i riflettori, ma caspita, fiato e quant'altro, Tanta è veramente quantità. notevole. Decisamente. Io, se devo dire la mia, tra Castrovilli e Amrabat tanta roba, prenderei uno dei due, anche due ruoli diversi. Quest'anno siamo abbastanza coperti, però Castrovilli va preso prima che sia troppo tardi. Dall'Inter mi prendo Hakimi e quindi posso lasciare poi Di Lorenzo a Otis, perché metterei Hakimi titolare su quella fascia. E dall'Atalanta, ecco, magari se Gosens mi dici che può fare anche il terzino sinistro puro, no, è un po' come Lazovic, meglio. Sì, no, non è sulle linee di difesa, non tanto. No. E allora mi prendo Romero, perché tra i vari difensori secondo me è quello che ha più prospettiva ed è uno di quei giocatori che secondo me farà la differenza quest'anno. Andiamo a vedere un pochino qualche domanda degli amici Bellini che stanno lasciando. Vedi, Gosens per Fabio, ma ci hanno detto, Fabio, che lo so che lui odia Mario Rui, e quindi ci hanno detto che terzino puro non va bene. La stanno lasciando i like, amici Bellini. Chiedo ai miei moderatori, perché 198 2 e poi voglio il bazzo. Sì. E allora se arriviamo a 200 poi si fa l'assolo, ma sarà un assolo breve perché si parla di calcio. Certo che i cross di Lorenzo sì, giustamente un po' tipo quelli di Biraghi, diciamo. Nessuno è contento dei cross dei propri terzini, ragazzi, noi questo dobbiamo capire. Non facciamo un cross da 6 anni, secondo me. Vedi, e tutta Italia sta esaltando Atebor e Gosens, ma vuol dire che nessun tifoso è contento dei propri terzini. Forse Hakimi è l'unico che in questo momento lascia. Eppure lui dopo un inizio roboante ha preso una piccola discesa al momento, una piccola risalita. Ma tra l'altro io ho avuto l'onore di vedere un paio di cross di Atebor, la palla ancora sparsa giù in piena Valpadana da qualche parte. Questa è la cosa più importante per i tifosi delle squadre avversarie, ragazzi. Non c'è niente da fare. Io guardo i vostri video per rendermi conto dei commenti, cioè di come l'ambiente sta ricevendo certe sconfitte delle squadre avversarie, e cosa si parla, di cosa si pensa dei giocatori che dall'esterno sembrano straordinari a tutti, e poi se li vai a seguire per bene siamo arrivati però, magari nei cross no, però Atebor è uno di quelli che si fa sempre trovare pronto in aria, o la stessa cosa Gosens dall'altro lato. Sì. Ma infatti il segreto dell'Atalanta è proprio giocare in modo tale da non fare neanche un cross. Cioè, non l'abbiamo proprio neanche di impostazione l'idea di fare un cross, quindi pericolo sventato. Emilio Fiorenza ha una bella domanda. Fammi vedere se riesco a recuperarla. Nel frattempo il mio batterista dovrebbe intervenire nella stanzetta e passarmi il basso, perché altrimenti scoppia tutto. Quale Wags? Bravo e parliamo di cose serie, ragazzi. Ma guarda, io e Neschio siamo d'accordo quasi su tutto. È stata questa cosa di Gattuso che io non so niente al riguardo. Ci ha separato. Allora, io mi butto sulla moglie di Ronaldo. A me piace la Giorgina perché è bella formosa. Io adoro le ragazze un po' in carne, quindi io vado sulla Giorgina. Vedi, qualità. Bello. Cos'è, un Ibañez? No, è uno Spector. Ah, perfetto. Stiamo parlando di donne e qua si mette a parlare di basso. Però che gioiellino che ha tirato fuori. Certo, è un professionista, dai. Sì, però le cuffiette moriranno, vabbè. Comunque te dicevi la moglie di Ronaldo, anch'io. Neschio. Vedi, Otis apprezza.
A me piaceva molto la moglie di Mario Gomez quando era a Firenze, la Carina, lei era veramente tanta roba, secondo me. Si chiamava Carina, veramente tanta roba, però anche la moglie di Ronaldo è tanta roba, anche lei, sinceramente. Io non so nemmeno se mi sentite, forse sì. Sì? Ah, sono io che non mi sento, ma è giusto così. Ci fai un pezzo di Jacopo Pastorius? Assolutamente no, perché non voglio fare brutte figure. I pezzi di Pastorius bisogna prepararseli prima, altrimenti sotto mano non ce li hai. Vedi, non ce l'ho. Ma per quanto riguarda le WAGs, a me la moglie di Insigne fa tanto sangue, lo devo dire. Okay. È vero. È una bella figliura, il mio batterista che mi guarda e dice: ma tu qua a che livello? Ma che ore sono? Quindi praticamente a un certo punto noi dobbiamo andare a organizzare questa sala prove per questa serata che lui deve fare, e devo dare una mano anche a questo. Quindi ragazzi, siamo arrivati a 2 ore di live, io vi voglio un bene da pazzi. A tutti gli amici che stanno lasciando ancora i like e stanno commentando, ringrazio, veramente non so come ringraziare il buon Neschio che si è fatto tutta la live, gli amici che ci hanno raggiunto dopo aver fatto un'altra live, Gabe e Otis, straordinario. Grazie a te Valerio, assolutamente. Grazie a tutti, salutate gli amici bellini che vi seguiranno, lascerò tutti i link in descrizione. Vai Gabe, saluta. Allora, grazie Valerio per averci ospitato, grazie a tutti per le domande, grazie appunto Neschio e Otis, e chiedo scusa anche agli ascoltatori perché si sono offesi che ho detto mai di Gattuso, quindi aggiusto un po' il tiro, dico che Gattuso mi deve ancora dimostrare quello che vale. Spero capiate, e una buona serata. Grande Gabe, ti lascio andare, grazie, ci vediamo a Toronto. Ciao, ci vediamo a New York. Ok, ciao, grazie. Ciao. Quindi abbiamo chiuso? Ha chiuso lui? Vado io, invece di... non c'è capito che... Era un notevole coup de théâtre, notevole. E scappavo e chiudevo tutto. No, che voi sapete che io a live lascio sempre un segreto. Mario, Neschio, grazie infinite. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Veramente un grande abbraccio a tutti. Alla prossima, ci aggiorniamo. Alla prossima, sul tuo canale parliamo di calcio, speriamo la prossima volta. Sì, l'ultima volta abbiamo fatto troppo dibattiti un pochettino che sono andati oltre. Perfetto. Grazie davvero. Grazie. Ciao Mario, grazie a te. Otis, noi non ci siamo riusciti a beccare pre-Napoli-Atalanta. La prossima volta giuro che te la faccio tutta, te lo prometto. Facciamo un approfondimento di 20 minuti pre-registrato, editato, di tattica sulla prossima Atalanta-Napoli o anche su altre cose, perché ho capito che qua c'è sempre tanta... volentieri. Grazie mille, ti salutano gli amici bellini. Buonanotte, il tuo gatto è straordinario, è fantastico. Lo rivedremo presto su questi schermi. Va bene, ciao ragazzi, ciao. Grazie di tutto. Grazie a te. Ragazzi miei, siamo alla fine. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino a quest'ora a parlare di calcio, a fare domande, a supportare il canale. Una roba, mamma mia, questa è stata, diciamo, la prima con gli ospiti degli altri youtuber. Poi faremo delle live con gli amici bellini, con gli abbonati. Voglio dare soddisfazione a tutti quelli che stanno. Se mi mettete il basso in mano, io non riesco più a parlare e comincio a suonare. E praticamente ci saranno altre live, quindi vi ricordo di essere iscritti, di cliccare sulla campanella, di ovviamente iscrivervi al canale Telegram. Trovate tutti i link in descrizione. E quindi ma guardate Viola il canadese, io non ce la posso fare. Guardate, io non riesco. Se staccavo prima. Questo è un grande, questo qua Gabe è un grande.
lascia la donazione di supporto al canale, straordinario. Valerio Zurzolo, ma quando mai? Assolutamente, Zurzolo è un maestro. Gabe, ti piace Gasperini? Domani mi recupero tutta la live. Simone, grazie per chi si è collegato magari tardi, sarebbe straordinario. Ma c'è anche l'amico Renato. Ragazzi, credetemi, è difficilissimo leggere tutti i vostri commenti. C'ho una finestra di qua, una finestra di qua, il cellulare, qualcuno mi ha scritto per giustamente i moderatori, non so come ringraziarvi più di così. Vi adoro e ricordate una cosa, il segreto è questo, è che quando voi suonate in do diesis, no? In C sharp, in realtà do diesis minore, potete suonare pure in Mi maggiore. E quindi ve l'ho detto.